Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. In queste ore in 60 piazze italiane è in corso una manifestazione di studenti, presidi, genitori, personale scolastico per chiedere maggiore chiarezza in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico e alle 12 ci sarà una conferenza straordinaria delle regioni per discutere delle linee guida per la ripartenza della scuola. Prima al centro di un confronto politico, poi tecnico tra governo e regioni, iniziato proprio nella tarda serata di ieri. Dalle 14 poi si terranno la conferenza Stato-Regioni unificata. Lo Stato-Regioni è chiamato a dare il parere sulle linee guida e a stabilire la data di inizio delle lezioni. Quindi ancora siamo ormai a fine giugno, l'avvio, da quanto ha spiegato il ministro Azzolina, l'avvio del nuovo anno scolastico è previsto, salvo novità dell'ultimo minuto, per il 14 settembre, ma non si sa ancora come si tornerà in classe. E poi c'è tutto il mondo dell'infanzia, che sicuramente avrà regole e linee guida diverse, perché insomma è ben diverso gestire una scuola dell'infanzia rispetto alle scuole primarie e ancora di più quelle secondarie. Allora parliamo dell'oggi e del domani delle scuole dell'infanzia insieme al presidente della FISM del Veneto, Stefano Cecchin. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Allora, intanto arriva questa notizia, Presidente, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che in audizione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza da Covid-19 spiega di che firmerà nelle prossime ore l'investimento fatto sui centri estivi, ovvero l'erogazione e le cifre ai singoli comuni. Sarà un pagamento, ha spiegato il Ministro, molto celere. È stato tutto condiviso con ANCI, regioni e province. Dunque arriveranno questi fondi per l'avvio dei centri estivi ai comuni e poi immaginiamo arriverà anche a chi ha gestito e ha dato il vita a questi centri estivi. Siete ottimisti da questo punto di vista? Sì, nel senso che il ministro Bonetti effettivamente bisogna dare atto sia al ministro sia al governo di velocità, nel senso che il provvedimento è stato adottato in tempi rapidissimi. Esiste già un piano di riparto che è stato condiviso con ANCI a livello nazionale. Le tabelle diciamo per il Veneto riguardano circa 505 comuni veneti che saranno oggetto direttamente i comuni appunto di questi contributi. Sono circa 9.828.000 euro per l'intero Veneto, quindi sono circa, così facendo il conto della serva, ma è un conto ovviamente non corretto, circa 2.000 euro a comune, un po' meno, 1.928 euro a comune. Ecco, che cosa si può fare con questi fondi? Questi fondi sono ovviamente rivolti al Ministero della Famiglia, sono rivolti all'attivazione dei centri estivi, quindi fare in modo di abbattere anche l'onerosità per i genitori, per la frequenza, appunto l'iscrizione alla frequenza ai centri estivi dei propri figli. È ovvio che il segmento dell'infanzia, ma di questo ne abbiamo già parlato anche con l'ANCI a livello veneto, quindi con il sindaco, il presidente Mario Conte, con anche i vicepresidenti, quindi Pavanello, sindaco di Milano e altri, ne abbiamo già parlato anche con le altre associazioni. Sull'infanzia ovviamente i costi sono più alti, nel senso che questi fondi sono per i centri estivi e in modo particolare i centri estivi che riguardano l'età 3-14 anni. È stato fatto il riparto su base nazionale, comune, per tutti i comuni d'Italia, sulla popolazione residente in età 3-14, che in Veneto sono circa 425.000 ragazzi 3-14. Perfetto. Ne abbiamo parlato dicendo appunto con l'ANCI Veneto, guardate che il costo per l'infanzia dei centri estivi, quindi 3-6 anni d'età, è sicuramente più alto, molto più alto rispetto alle altre fasce. Perché questo? Perché bisogna avere educatori e docenti professionali che seguono i bambini, il rapporto numerico operatore e quindi dipendente bambini è di 1 a 5, mentre dai 6 anni in su è 1 a 7 e poi oltre i 12 1 a 10, quindi i costi sono sicuramente maggiori. In più anche i costi della struttura stessa, nel senso che un conto è tenere un centro estivo all'interno delle strutture delle scuole dell'infanzia, va bene, comunali, paritarie, paritarie anche FISM e altro, va bene, in queste strutture.
Un conto è ovviamente tenerli magari dai 6 anni in su o magari per le altre età un po' più avanti, tenerli in un campo sportivo magari con l'ombra garantita solo dagli alberi. Insomma, è un po' diverso ovviamente il costo, ecco, tutto qua. E quindi io credo che ci sarà un'attenzione particolare da parte dei sindaci, che sappiamo essere persone attente, responsabili e che capiscono effettivamente anche quando ci sono dei costi effettivamente più alti di alcune strutture, quindi alcuni centri estivi che sono stati attivati rispetto ad altri. Quindi come scuole FISM, quindi il mondo delle scuole dell'infanzia paritarie, tra appunto la scuola dell'infanzia e asili nido, noi a livello Veneto su circa 1000 strutture abbiamo attivato circa tra il 30 e il 40% delle strutture, quindi 300-400 centri estivi attivati fin dal 15 in generale in avanti di giugno, sia per il segmento 0-3 anni che per il segmento 3-6. Ecco, quindi su queste strutture si sta facendo un ottimo lavoro, devo dire, ed è un lavoro anche sperimentale. C'è un occhio molto attento da parte dello Stato, da parte degli istituti comprensivi, da parte del MIUR e degli uffici scolastici regionali, perché stiamo effettivamente sperimentando quello che sarà da settembre in avanti. Quindi è evidente che tutti noi stiamo aspettando con ansia le linee guida definitive. Ieri sono uscite appunto le linee guida il piano scuola 2020-2021, però sono le bozze. Oggi, come diceva lei, in conferenza unificata lo Stato e le regioni decideranno la versione definitiva. Se poi allegheranno qualcos'altro dando maggiori dettagli, meglio. Che cosa ci si aspetta dalle linee guida e quindi in previsione di approntare l'apertura di settembre, che sia poi al 1 settembre o che sia al 15, al 14, poco importa. Noi dobbiamo qui in questi 2 mesi darci da fare tutti per dire quando aprire settembre, ma su quando poi vedremo, ma soprattutto come. Allora, nelle linee guida non c'è un numero massimo di bambini o di studenti per sezione, per classe. Ecco, questo è un punto che andrà sicuramente chiarito. Le linee guida richiamano il documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio, anche qui il Comitato Tecnico Scientifico in sede di protezione civile sul fronte dell'infanzia dicevano solo che praticamente è impossibile garantire il distanziamento nel segmento infanzia, anche perché è una scuola di relazione, di contatto, va bene, tra i bambini e anche tra i bambini e il personale, ma soprattutto non dava indicazioni ovviamente numeriche. Si fa un generico riferimento qui nel documento tecnico-scientifico del 28 maggio, ma parliamo appunto di un documento, di un organismo tecnico, cioè di scienziati, che dicono 1 metro lineare di distanza, il famoso distanziamento sociale, che appunto nell'infanzia è impossibile. Quindi partendo da questi presupposti e leggendo il nuovo documento, che nulla dice rispetto su questi temi qua, se non raccomandare ovviamente quei protocolli sanitari che abbiamo già attivato anche a livello regionale con la Regione Veneto, con l'assessore Donazzani e l'assessore Lanzarin, abbiamo fatto un percorso condiviso appunto sui centri estivi 0-17 anni, con anche i comuni e le associazioni ovviamente. Su questo è stato fatto un percorso per dire riapriamo in sicurezza, riattiviamo in sicurezza i centri estivi, ma in prospettiva iniziamo a ragionare anche di scuola. Allora, l'elemento di novità, ad esempio, nel documento, che dovrebbe uscire oggi alle 2, come diceva lei, in conferenza unificata, qual è? È sicuramente l'attivazione di un tavolo regionale, va bene, si fa riferimento ovviamente alla valorizzazione dei territori, quindi si fa riferimento e si demanda, se vogliamo, a livello regionale delle decisioni, ad esempio, anche sulla numerosità. Mi pare di capire, se non leggiamo in modo sbagliato ed errato il documento. E poi si fa riferimento all'autonomia, quindi viene valorizzato il ruolo delle regioni, degli uffici scolastici regionali, delle province, dell'ANCI a livello regionale, del privato sociale che concorre ovviamente all'educazione e all'istruzione e eroga una funzione pubblica di istruzione e fa parte del sistema pubblico integrato. Quindi c'è la valorizzazione del territorio e dall'altro la valorizzazione dell'autonomia scolastica. Allora, è ovvio che se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, si dice mezzo pieno, si valorizza finalmente la sussidiarietà e il fatto che appunto l'autonomia scolastica in capo anche al singolo istituto comprensivo statale o in capo agli istituti paritari permetterà delle maggiori flessibilità e decisioni, se vogliamo, anche più veloci e più efficaci, va bene? Dall'altro però mi metto nei panni dei dirigenti degli istituti comprensivi statali, paritari, ma anche della dottoressa
Palumbo a livello regionale, quindi per quanto riguarda l'ufficio scolastico regionale, insomma, di dover adottare in autonomia delle decisioni che insomma sono, se vogliamo, anche difficili, impegnative. Quindi autonomia sì, sembra alla carte, quando lo Stato si ricorda la concede ai territori. Vabbè, è stato fatto questo passaggio, quindi prendiamo atto e va bene. Certo però che è un impegno, una sensazione di responsabilità mica banale. Per quanto riguarda poi l'autonomia scolastica, lo stesso, quindi d'accordo dare ai territori appunto ampia autonomia e riconosce il valore dell'autonomia scolastica anche in forma sussidiaria da parte del privato sociale, eccetera, però attenzione che o abbiamo quantomeno dei numeri massimi da raggiungere all'interno delle sezioni, parliamo per le scuole dell'infanzia paritaria ad esempio, cioè quanti bambini al massimo all'interno della sezione? 15, 20? Noi chiediamo 20 perché attualmente il numero massimo che si può raggiungere sono 29 bambini. È evidente che scenderemo, è evidente che l'interesse di tutti è avere gruppi meno numerosi e viene detto a chiare lettere questo, però non c'è un numero. Noi abbiamo bisogno di avere un numero massimo. Se il numero massimo è 20, allora la faccenda diventa sostenibile da un punto di vista economico. Se arriviamo a 15, iniziamo a far fatica, a entrare in sofferenza. Fare ad esempio sezioni da 15 bambini significa raddoppiare esattamente il numero delle sezioni attuali, quindi c'è bisogno di avere un raddoppio del personale docente. Che cosa significa questo? Significa maggiori risorse. Quindi se per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado, dall'infanzia fino al secondario superiore, mettono a livello nazionale lo Stato 500 milioni di euro l'anno, che è poi il risparmio che solo le scuole di infanzia paritaria in Veneto garantisce allo Stato italiano annualmente, e lo Stato italiano lo mette per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado, va bene, a fronte di 500, se abbiamo il raddoppio ad esempio nella scuola di infanzia ma anche nelle altre scuole, servirebbe il raddoppio delle risorse, quindi passare a 500 milioni da settembre a giugno prossimo, quindi per quell'anno scolastico, per il prossimo, al raddoppio del fondo. Ma lo stesso, e non voglio fare il sindacalista, voglio dire, Dio me ne scampi per le scuole statali, ma mi permetto di dire che le scuole statali hanno lo stesso problema, quindi se si vogliono sdoppiare le classi e dare modo di dare una risposta a tutti i bambini, a tutti i genitori e alle famiglie, è necessario anche su quel fronte, scuole statali, l'infanzia paritaria comunale, eccetera, mettere delle risorse adeguate per sdoppiare e avere più personale. Sarà anche un fondo straordinario di un anno, ma bisogna farlo. Presidente, lei ha toccato proprio il punto cruciale, nel senso che in base al numero di bambini che sarà consentito all'interno delle classi, poi bisognerà poi fare dei ragionamenti. Certo, le tempistiche sono abbastanza strette perché insomma siamo a fine giugno, per cui poi in mezzo abbiamo l'estate, abbiamo agosto, quindi il tempo è davvero poco. E c'è il rischio che se non arriveranno le risorse necessarie si debba far peso sulle famiglie, quindi aumentando le rette delle scuole. Ecco, questo non vogliamo farlo e non siamo disposti a farlo. Nel senso, qui bisogna essere chiari e tirare una linea tra un prima e un dopo. Il prima è il Covid e quello che ha comportato. Siamo stati i primi a chiudere il settore educativo e il settore scolastico, gli ultimi a riaprire. Allora, con rispetto parlando, qui non si può uscire il 25 di giugno con delle linee guida e non sappiamo se ci saranno risorse, quando arriveranno e così via. Bisogna dare certezze ai bambini, pensiamo a loro, bambini e studenti, e alle famiglie. Quindi sapere ad esempio che si riprende il 14 significa, rispetto ad esempio all'anno scorso e agli anni precedenti, avere un inserimento per i bambini più piccoli alla scuola dell'infanzia o al nido, va bene, che inizierà il 14 e durerà di solito una settimana, perché è così, e quindi in sostanza far attivare tutti gli altri bambini, fare in modo che inizino a frequentare praticamente all'ultima settimana di settembre. Insomma, a me sembra che stiamo spostando in là il problema e il problema andrebbe invece affrontato subito. Quindi le nostre richieste sono, se possibile, anche prevedere un avvio anticipato per i servizi prima infanzia e infanzia, quindi asili nido e scuole materne. 2, metterci maggiori risorse perché non abbiamo nessuna intenzione di far pagare alle famiglie delle rette che non siano popolari, va bene? Perché ci teniamo, sono scuole di comunità, devono avere delle rette appunto popolari per dare la possibilità a tutti di accedere a queste strutture che, ricordiamo, in Veneto nel 45% dei comuni sono le uniche, non c'è alternativa. Quindi anche la sussidiarietà qui in Veneto, purtroppo per fortuna, dico anche per fortuna perché le scuole qui in Veneto iniziano nel 1850 e via andare, la mia scuola, va bene, dico mia, ma io sono un volontario, non lo faccio di lavoro, va bene, la mia scuola nasce nel 1900. Quindi
per fortuna in Veneto abbiamo un sistema paritario che è stato voluto dalle comunità, deve continuare ad esistere, va bene, a prezzi ovviamente accessibili. Quindi non siamo disposti sicuramente ad alzare le rette, quindi lo Stato deve fare la sua parte. In tempi eccezionali servono misure eccezionali per i bambini, per le famiglie. L'investimento sull'infanzia, sulle prime infanzie è fondamentale, sono punti di PIL che perderemo se non investiamo in questo segmento, va bene, e che, mi permetto sommessamente di dire, apro e chiudo una parentesi, li abbiamo già persi, perché da febbraio, ultima settimana di febbraio, fino al 30 di giugno, di fatto le scuole e anche i nidi sono stati chiusi, va bene? Noi abbiamo sacrificato un'intera generazione, quella dei più piccoli, che tra l'altro erano anche i meno esposti appunto al Covid, va bene? L'abbiamo sacrificata sull'altare di che cosa? Degli adulti, degli anziani, della messa in sicurezza di queste categorie? Prendiamo atto di tutto questo, però questo significa anche punti di PIL che perderemo in futuro, perché non aver investito su di loro, sulla loro crescita integrale, dandogli delle opportunità di crescita anche intellettuale, intellettiva, eccetera, perché di questo stiamo parlando, va bene? Li abbiamo chiusi in un sacco, li abbiamo messi, scusatemi il termine, al 41 bis come i mafiosi, da fine febbraio fino ad oggi, e ad oggi siamo a discutere di un documento che ancora non dà delle indicazioni precise. Abbiamo bisogno di certezze, i bambini hanno bisogno di certezze, le famiglie hanno bisogno di certezze e c'è bisogno di mettere una in fila all'altra le priorità. Le priorità sono i fondi. 2,5 miliardi ad Alitalia sono stati trovati in 2 giorni. Caro Ministro, caro Governo, caro Parlamento, va bene, avete 2 mesi e mezzo per trovare tra la scuola paritaria e quella statale, va bene, quei 3, 4, 5 miliardi, va bene, che servono. Mi permetto di ricordare, e con questo evito ovviamente e mi fermo sulla parte polemica, diciamo, del mio intervento, che il precedente ministro si è dimesso perché non mettevano 3 miliardi di euro sulla scuola. Allora qua bisogna dare, e devo dire che è stato di parola, perché ha mantenuto quello che aveva detto. Ha detto: se non vengono messi dei fondi, io darò le dimissioni. Allora, qui non si tratta di chiedere le dimissioni di nessuno, qua si tratta finalmente di mettere ordine nelle priorità, e sulle priorità i bambini prima di tutto, le famiglie, i genitori che lavorano, che hanno bisogno del tempo pieno. All'infanzia c'è bisogno del tempo pieno. Non possiamo dire facciamo dalle 8 alle 13 un turno e poi dalle 14 alle 18, 19 il secondo turno. Non funziona così. Gli spazi li troveremo, quindi siccome c'è un tavolo regionale che deve essere attivato, lo attiverà l'assessore Donazzani, l'assessore Lanzarini lo attiveranno, ufficio scolastico regionale, le province, l'ANCI, FISM Veneto e gli altri attori sindacati presenti all'interno del segmento educazione e scuola, tavolo regionale, poi ci saranno i tavoli delle conferenze dei servizi, quindi il singolo comune. Lì bisogna fare le ricognizioni degli spazi. Abbiamo bisogno di più spazi? Sì. Quali sono gli spazi liberi? Patronati, centri sociali, scuole dismesse. Bisogna fare un censimento degli spazi, sia per gli istituti comprensivi, sia anche per le scuole del privato sociale. Bisogna fare in modo che i comuni vadano a censire questi spazi qua. Bisogna, se volete, anche andare in deroga. Vi faccio un esempio. Le scuole dell'infanzia dovrebbero essere tutte a pianterreno, ma viva Dio, in una situazione eccezionale andremo pure in deroga. Quindi se ci sono 3 scalini da fare, una rampetta di scale, mettendola in sicurezza con i bambini, la potremo, viva Dio, utilizzare oppure no? Ecco, tutte queste cose qua le dobbiamo vedere anche velocemente. Quindi, ricognizione degli spazi, vedere se appunto lo Stato, come deve fare, deve mettere ovviamente più denaro da settembre fino a giugno, garantire anche lo sdoppiamento di classi, di sezioni, eccetera. Noi la nostra parte la faremo sempre, siamo qua per i bambini, per le comunità. Quindi siamo qui, cercheremo ovviamente oggi di vedere che cosa uscirà dalla conferenza unificata. È ovvio, poi partiremo assieme alla Regione del Veneto, a livello territoriale e ai sindaci, e all'ufficio scolastico regionale ovviamente, a lavorare a testa bassa per settembre, come abbiamo sempre fatto. L'esperienza dei centri estivi è stata fondamentale, perché stiamo facendo esperienza e stiamo vedendo come stanno andando le cose, come il personale risponde alle sollecitazioni sul fronte della sicurezza, come riesce ad educare e, se volete, a fare anche pedagogia didattica, va bene, anche durante i centri estivi, mi permetto di dire, perché l'obiettivo anche dei centri estivi, messo nero su bianco alla Regione del Veneto, era quello di riprendere a una dimensione anche educativa e di formazione e di crescita i bambini, soprattutto quelli dell'ultimo anno,
che nel passaggio in continuità andranno alla primaria, non perdere quella generazione. Ecco, su tutto questo dobbiamo lavorare. Presidente, avete un'idea, una stima, anche se è sempre brutto parlare di chiusure, posti di lavoro persi, ma di quante potrebbero essere le scuole dell'infanzia a rischio chiusura, o meglio non riapertura a settembre? Perché lei giustamente ha detto sono chiuse da febbraio, entrate non ce ne sono state, se non arrivano le risorse necessarie per far ripartire. C'è una stima di quante potrebbero essere quelle a rischio chiusura, o meglio non riapertura? Sono in sofferenza circa il 20-30%, va bene, delle strutture. Sono in sofferenza perché sono strutture da 1 a 3 sezioni, quindi sono scuole abbastanza piccole. Le monosezionali, le scuole delle sezioni fanno fatica, effettivamente. Se poi la prospettiva di settembre è quella di avere delle numeriche, dei numeri in sezione molto ridotti, quindi non 1 a 20 come rapporto appunto docente, come si dice, bambini, e negli asili 1 a 8, 1 a 10 come adesso, ma se fossero numeri più bassi si farebbe veramente fatica. Se a fronte di questi numeri più bassi non ci fosse un adeguamento da parte dello Stato sulle risorse messe a disposizione, non ce la facciamo ovviamente ad assumere ulteriore personale, ma qui si apre, scusatemi, un baratro sociale, cioè queste cose bisogna dircele. Allora, un buco sociale dicendo cari genitori noi arriviamo fino alle ore 13, oppure cari genitori a settembre la scuola non riapre in queste condizioni qua, oppure cari genitori dobbiamo fare una scelta e quindi come farla tra chi frequenterà a settembre e gli altri li lasciamo a casa, ma stiamo scherzando, queste cose le dobbiamo evitare, quindi dobbiamo dare certezza ai genitori e ai bambini e ai genitori, quindi il tempo per lavorare c'è, il tempo per trovare le risorse c'è, perché sono state trovate per cose a nostro avviso meno importanti, va bene, sono state trovate, quindi c'è tempo per far tutto, bisogna ovviamente correre su questo. Io credo che il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Famiglia, il Governo si stia impegnando su questo, quello che uscirà in conferenza unificata lo vedremo, lo andremo a commentare, a vedere anche in sede regionale, con l'ufficio scolastico regionale, con l'assessore di riferimento, istruzione e sanità, perdonatemi, e sociale, con l'ANCI, va bene, però il sistema deve tenere, noi dobbiamo tenere duro per i bambini e per le famiglie, in attesa, poi non lo sappiamo se di un vaccino o di qualcos'altro, però il prossimo anno scolastico deve partire con delle garanzie per i bambini e per le famiglie. Grazie davvero a Stefano Cecchin, presidente della FISM del Veneto. A questo punto ci diamo appuntamento tra qualche giorno per fare una nuova sintesi della situazione e vedere che cosa accadrà a settembre. Grazie Presidente, buon lavoro. Perfetto, grazie a voi. Arrivederci, grazie. Insomma, avete capito i tempi stretti e tante cose ancora da decidere dal punto di vista proprio della ripartenza dell'anno scolastico. Conferenza Stato-Regioni che si è riunita circa mezz'ora fa, alle 12 era l'appuntamento per valutare le linee guida, condividere le linee guida. Tra l'altro il ministro Azzolina si è anche detta infastidita dal fatto che fossero già trapelate i punti di queste linee guida prima ancora di parlarne con le regioni, quindi insomma un'anticipazione che non ci sarebbe dovuta essere già di questi punti programmatici per il nuovo anno scolastico che poco piacciono agli addetti ai lavori. Fatto sta che c'è ancora molto da decidere, vedremo se il Presidente Zaia anticiperà qualcosa su quelle che sono le decisioni affrontate nella riunione, in questo tavolo tecnico, e soprattutto capire se viene confermata la data del 14 settembre per la via dell'anno scolastico, ma come avete sentito dal Presidente Cecchin l'auspicio è quello di far partire, perlomeno per la scuola dell'infanzia e per i nidi, anticipare l'avvio per recuperare il tempo perso in questi mesi di chiusura. Certo è che la parola d'ordine in questo momento è risorse, quindi bisognerà capire anche appunto se ci saranno dei provvedimenti proprio dal punto di vista economico messi sul tavolo dal Ministero e dal Governo per aiutare le scuole paritarie soprattutto a riprendere, perché lo avete sentito, insomma un 20-30% è a rischio chiusura, ma significa quindi servizi alle famiglie che verrebbero a mancare e naturalmente anche posti di lavoro che non ci sarebbero più per tutti quelli che lavorano in queste strutture.
Ecco, proprio adesso c'è un'agenzia iniziata in questi minuti, quindi agenzia di qualche delle 12:24, quindi iniziata con una ventina di minuti di ritardo, la conferenza delle regioni chiamata a discutere delle linee guida per il ritorno a scuola a settembre. Il documento sarà poi portato all'attenzione della conferenza Stato-Regioni delle 14, quindi aspettiamo di darvi delle notizie nel corso della nostra edizione straordinaria. Ci sono ancora delle dichiarazioni del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e anche presidente della conferenza delle regioni, che dice: quelle linee guida che erano state presentate sulla scuola per noi non erano ricevibili. Abbiamo fatto delle controproposte che mi auguro il Ministero possa recepire e ho trovato grande disponibilità del Ministro Azzolina. Dunque queste linee guida, seppur non ancora ufficiali ma ufficiose, emerse nelle ultime ore, non vengono ritenute non recepibili dai governatori, dalle regioni, e quindi naturalmente questo tavolo sarà essenziale per avere uno scambio tra regioni e Ministero e trovare si auspica un punto in comune per dare l'avvio secondo i tempi previsti all'anno scolastico, ma soprattutto per dare già sin da subito gli strumenti a chi dovrà predisporre, perché pensiamo anche solamente agli spazi scolastici che dovranno inevitabilmente essere rivisti, reinventati o esserne trovati di nuovi, come proprio parlava il presidente Cecchini, ma ne avevamo parlato anche con il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, la necessità di individuare spazi alternativi per evitare anche poi quei doppi turni che sarebbero difficili da gestire anche dal punto di vista familiare, e quindi insomma c'è molto su cui lavorare per garantire un anno scolastico che ricominci innanzitutto in presenza, puntuale e senza altri rinvii che sarebbero difficili per gli studenti e per tutto insomma il personale scolastico. Sulla scuola continua ancora il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini. Oggi noi discuteremo di nuovo in conferenza delle regioni. Presentiamo una proposta complessiva e unitaria perché noi abbiamo bisogno di certezze su tutti i temi che riguardano un poter riaprire in sicurezza le scuole, ma poterle riaprire davvero e riaprirle per la gran parte, se non tutte, in presenza. Sapete infatti che se la presenza viene garantita per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, il primo grado e secondo grado, quindi le vecchie elementari e medie, si parla invece ancora di didattica a distanza per quanto riguarda le scuole superiori, e quindi anche con possibili doppi turni, comunque un capitolo a sé. Ebbene, la volontà delle regioni, per parola del presidente Bonaccini, è quello di farle ripartire tutte in presenza, per cui arriveranno anche queste linee guida delle regioni in contrapposizione o comunque che verranno messe a confronto con quelle invece nazionali. Ritorniamo sulla notizia che abbiamo dato in apertura di telegiornale, questa tragedia sul lavoro che si è consumata a Maerne di Martellago intorno alle 7 di questa mattina, quindi proprio all'inizio dell'orario del turno di lavoro. Questo operaio di una fabbrica di carpenteria in via Primo Maggio a Maerne ha perso la vita, sarebbe rimasto schiacciato dalla prima ricostruzione delle forze dell'ordine sotto una pressa. I colleghi che hanno assistito hanno immediatamente chiamato i sanitari del SUEM, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto naturalmente anche gli ispettori dello Spisal e insieme ai carabinieri di Martellago, che ora dovranno indagare su quanto accaduto. Sotto shock il titolare e i dipendenti. Questa dunque è la cronaca che ci arriva dal veneziano, da Martellago. Un'altra notizia di cronaca che arriva invece dal veronese: la Guardia di Finanza di Legnago ha scoperto una truffa da 260.000 euro nel commercio di combustibile in pellet. Dunque si torna a parlare delle truffe del pellet. In inverno più di una volta ce ne siamo occupati anche noi nella cronaca. 4 le persone denunciate, residenti tra le province di Verona e Modena. I 4, secondo la Finanza, hanno truffato una società lettone e
e seguito querela della stessa che lamentava il mancato pagamento per un valore complessivo di oltre 261.000 euro. È arrivato il governatore Zaia e la linea dunque va a Marghera. O di là o di qua, Chi è che ha fumato qui? Chi è che ha fumato? Guarda. Però sono fuori. Sì, ma il fumo viene dentro, se quello è il problema. No, è un buon profumo. Cioè. Grazie e buongiorno a tutti. Scusate, siamo in ritardo? Di quanto? Scusate, ma io arrivo da Feltre, ringrazio Frato, mi scuso anche con la dottoressa Antonia Ricci, che è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico facente funzione, ma è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e il dottor Calogero Terregino, che è qui in veste di virologo, quindi poi vi dirò perché è una bella roba quella della quale parliamo oggi, cioè è una di quelle giornate alle quali tu vorresti dire io c'ero, no? E vedrete che la comunicazione sarà molto più interessante di quello che si possa pensare. Saluto poi Sinici, vedi, mi ha scritto Iki con la K, mi ha detto si pronuncia così, Sinici, e Cavarada, benvenuto, you are very very welcome. È un vostro collega, rappresenta il più grande giornale quotidiano giapponese. Parla italiano? No. Sì. Ah, perfetto. E poi Yasut Sato, eccolo lì, saluto anche lui, e sono qui appunto in rappresentanza del The Asahi Shimbun. Quindi li ringrazio perché questo giornale giapponese è venuto qui oggi. Arigato. È un bel ricordo del Giappone, di Tokyo, perché abbiamo portato di fatto a casa la partita delle Olimpiadi, abbiamo iniziato a Tokyo con le Olimpiadi e il mio augurio va al popolo giapponese che possa fare delle belle Olimpiadi che sono state rinviate e saremo tutti lì presenti per le Olimpiadi di Tokyo. Ma a Tokyo è iniziato il nostro percorso per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, direttamente a Tokyo. Totale tamponi, abbiamo passato i 9.000 ragazzi, sì, 907.000, 6,33. Isolamento 727 persone, meno 14 rispetto a ieri. Numero dei positivi 19.257, più 4. Ricoverati in area non critica, quindi i ricoverati calano ancora, pensate, meno 24 rispetto a ieri, 192. Poi qualcuno mi dice, ma perché fai i cartelli? Perché ricordo che i cartelli nascevano dalla mia testa per i non udenti. Dopodiché abbiamo avuto il linguaggio dei segni, però vedo che i bimbi apprezzano il tema dei cartelli, anche molte persone, perché resta visivamente la memoria visiva, quindi per questo sono i cartelli, non è che è un'invenzione di chissà cosa. E quindi 192 meno 24. Terapia intensiva è sempre 11, 1 più 10, 1 Covid e 10 normali, cioè normali, non Covid. 2 morti in più rispetto a ieri, 2006 morti. Morti in ospedale 1426, i dimessi sono 3.577 più 25, nati 89. Allora, organizziamo un po' ste carte, un attimo solo. Facciamo gli auguri a 2 signore, Zanetta e Luigia, detta Lucia, che fra l'altro del mio paese, 102 anni, di Bibano. Infatti qua mi hanno scritto pure lei di Bibano, quindi vuol dire che si ricordano che sono di Bibano. Quindi la signora Zanetta e Luigia che oggi fa 102 anni, ma tutti la conoscono come Zanetta e Lucia, 102 anni, facciamo gli auguri e facciamo gli auguri anche alla signora Zanottorina per i suoi 100 anni.
giapponesi sono attenti ai centenari, perché ne sanno qualcosa, e di Vaglione a Vicenza. Ecco. Allora, 2 considerazioni rispetto al bollettino. Per noi resta sempre viva la preoccupazione della reinfezione. Voi vedete che a livello internazionale abbiamo sempre più notizie ricorrenti di focolai, di microfocolai, insomma di reinfezioni. Il virus c'è perché vedete 2 più 2 più 4, cioè abbiamo sempre dei contagiati. Dopodiché è pur vero che secondo il principio, diciamo, scientifico del dottor Rigoli, dice ma fino ad ora troviamo virus che non crescono su coltura cellulare, e poi qui abbiamo i massimi esperti che ci possono dire di questo, troviamo dei pezzi di RNA, le amplificazioni superano le 30 amplificazioni, per cui siamo già a livelli di virus non virus, però l'appello che faccio ai cittadini è di non prendere sotto gamba sta storia. Io non faccio parte dei catastrofisti che comunque volete una versione catastrofista. Guardate, il virus è pericoloso, avremo una reinfezione certa, avremo dalle spiagge, usciremo con un massacro. Io dico voglio invece dire un'altra cosa, dico a tutti massima attenzione. In spiaggia si può andare, si deve andare, ma si deve anche privilegiare non il collo di bottiglia della spiaggia centrale dove ci vanno tutti, cercate di distribuire le vostre scelte, nel senso che la spiaggia libera c'è dappertutto in Veneto, non è che abbiamo spiagge intercluse ai cittadini del sabato e della domenica. Cercate di fare delle scelte, questo è l'appello. Una volta si facevano le vacanze gli appelli per le partenze intelligenti, oggi facciamo gli appelli per lo spazio intelligente. Ecco, lanciamo questa nuova sfida, cerchiamo di dire io mi scelgo la spiaggia intelligente, nel senso che non andremo tutti, adesso non posso citare le località perché poi si arrabbiano i gestori di quelle località, non andrò nel baricentro della balneazione della località X, ma cercherò di andare sempre nella stessa località e scegliere magari la spiaggia un po' più remota, dove di solito ci arrivi camminando sul bagnasciuga e dici guarda qui che tranquillità c'è, perché magari vieni dall'assembramento. Cercate di farlo. Piccole misure, un appello ai giovani, piccole misure, perché c'è il rischio che vi ammaliate, c'è il rischio che il Covid vi crei guai, e c'è il rischio ancora più peggiore che andiate a portare il virus magari a qualche bimbo immunodepresso che avete in casa o che conoscete, o a qualche anziano o qualche persona che è malata, che non può permettersi di avere il virus. Guardate, il nostro staff, che sia chiaro, è oggi in assetto pronto per una reinfezione. Cioè, se adesso qualcuno dice Zaia ha chiuso, sapete, ve la dico fino in fondo, no? Siamo in tema di confidenze, io ve la dico fino in fondo, ci ho pensato 1000 volte prima di chiudere la conferenza stampa, perché la chiusura della conferenza stampa, io ho il terrore che faccia passare l'idea che è finita. Tant'è vero che è un arrivederci, nel senso che avremo già la prossima settimana più comunicazioni da dare importanti. Abbiamo anche delle ordinanze in canna comunque, e anche importanti. Però c'è la preoccupazione che i cittadini non pensino, calano i contagi, si stanno svuotando gli ospedali, Zaia non fa più la conferenza stampa, le spiagge sono piene, via Femobaldoria. Non è così. Avviso i veneti che la nostra squadra oggi è schierata in assetto di guerra in attesa di un'eventuale reinfezione. Speriamo non arrivi mai, ma è giusto dire che così stiamo ragionando. Io non aggiungerei altro, passo la parola a voi se avete domande, se no passo direttamente al... Io darei la precedenza oggi al collega di Asahi Shimbun che ci sta inseguendo da 4-5 giorni, poi credo ci sia Tosato e poi sentiamo gli altri colleghi, Bonnet, Emiliano, Parisi e quant'altri. Prego. Grazie Presidente. Volevo fare due domande. Prego. Volevo sapere come affronta questa epidemia in primi giorni a febbraio, perché tutti i giapponesi non sanno quasi niente ancora.
ma soprattutto quale differenza c'è il provvedimento per riuscire a contenere il virus in Veneto rispetto a Lombardia? E poi, scusi, prego. Seconda domanda volevo sapere anche come è arrivato a prendere la decisione così importante e cruciale di fare tamponi a tappeto anche ai asintomatici, soprattutto per esempio a Po e Euganeo. Allora, grazie. Noi abbiamo un modello diverso dal vostro, giapponese. Voi mandate tutti i pazienti sintomatici in un ospedale di riferimento. Questo accade a Tokyo. Noi invece abbiamo fatto una scelta di dedicare 10 ospedali in Veneto per i pazienti coronavirus e comunque i pazienti possono recarsi in qualsiasi ospedale. Se poi sono positivi e hanno bisogno di cure, coronavirus, Covid Center. Noi abbiamo avuto il virus il 21 febbraio, i colleghi giornalisti, i tuoi colleghi giornalisti sanno, sta storia la sanno ormai a memoria, mi perdonino se riparto dall'inizio. Il 21 febbraio abbiamo avuto la prima notizia dei primi 2 contagiati, il Veneto ha avuto il primo decesso della storia del coronavirus in Italia, quindi ha avuto il primo morto, il signor Trevisan di Vo. In quell'occasione, nel momento in cui abbiamo avuto la notizia dei 2 contagiati, si è riunita la task force della provincia dove c'erano i contagiati, quindi di Padova. Io ho partecipato alla task force, era un pomeriggio verso le 4 del 21 febbraio e lì in quella riunione ho chiesto, e quindi è una mia decisione, che si facessero 3 cose. Chiudere l'ospedale di Schiavonia, cioè chiudere l'ospedale nel quale si trovavano i 2 pazienti di Covid, perché in presenza di informazioni zero, notizie non ne avevamo su questo virus, fondamentale era disinfettare, sanificare, cioè rendere pulito quell'ospedale, quindi svuotare l'ospedale. Ci abbiamo messo 5 giorni a svuotarlo per le dimissioni. Mettere le tende riscaldate della protezione civile fuori da tutti gli ospedali del Veneto, pronti in caso di emergenza, poi tale è stata. 3, che è stata la prima decisione, fare il tampone a tutti i 3.500 cittadini di Vo, che ringrazio ancora e so che sono in ascolto. E quindi la decisione è stata una decisione di sanità pubblica, cioè non conoscendo questo virus abbiamo deciso, anzi ho deciso di fare contro legge i tamponi a tutti i cittadini di Vo. E lì abbiamo scoperto che avevamo 66 asintomatici, oltre ai 2 sintomatici che avevamo. I 66 li abbiamo isolati e questo ha permesso di non creare una bomba esplosiva in Vo. La Lombardia ha un altro modello sanitario e ha un altro tipo di territorio. Non trovo corretto paragonare le diverse sanità, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, ognuno ha la sua storia. C'è da riconoscere che la Lombardia ha 2 discriminanti importanti rispetto a noi: aree metropolitane che noi non abbiamo, cioè grossi agglomerati di popolazione, pensate all'area metropolitana di Milano ad esempio, sono milioni di persone. 2, la sfortuna di aver avuto un'onda d'urto del virus importante, cioè la Lombardia ha avuto veramente un'onda di piena importante in poco tempo. Noi abbiamo avuto anche un altro vantaggio, che avevamo 7 giorni di ritardo rispetto alla Lombardia e con il Covid il tempo è denaro, nel senso che l'errore che fa quello davanti a te non devi farlo tu che arrivi 7 giorni dopo. Altri? Filippo, That's ancora, okay. Scusi, altre domande? No, grazie. Ok. Prego. Buongiorno Presidente. Io tornerei su una domanda di carattere politico che insomma era già rimbalzata ieri, ovvero ieri la giornata politica, non soltanto Veneto, è stata un po' scandita dalla polemica tra Lega e Fratelli d'Italia sul tema alleanze autonomia.
anche oggi Giorgia Meloni è tornata sull'argomento dichiarando che trova incomprensibile il suo atteggiamento e criticando la Lega che chiede un patto di sangue sul referendum, ma dice lei nella precedente esperienza di governo si è alleata con i 5 Stelle, ha fatto un governo e l'autonomia però è rimasta sulla carta. Allora, qual è il suo orientamento a riguardo? Glielo chiedo perché c'è il sospetto che al di là dei documenti, no, che si sottoscrivono, anche il primo governo Conte è nato sulla base di un contratto programmato in cui l'autonomia era prevista, c'era, poi invece è rimasta al palo. Ho l'impressione che lei, ma non soltanto lei, molti esponenti della Lega ritengano che Fratelli d'Italia, per la sua legittima cultura politica centralista, non creda in un processo di decentramento dei poteri, creda invece nel primato dello Stato e quindi alla lunga su questo terreno sia un partner problematico. Ma guardate, allora io mi sto ancora interrogando sull'intervista che ho rilasciato, che confermo dalla prima all'ultima parola. Cioè non ho offeso nessuno e questo mi inquieta di più perché voi mi riconoscete, penso, un minimo di raziocinio nel sapere se fai un'intervista che ha dei secondi fini o ha delle azioni offensive nei confronti di qualcuno. Leggete la mia intervista, ho semplicemente detto guardate, ci sono 2 categorie di scettici sull'autonomia, quella di quelli che vedono sottrazione di potere sui quali non mi esprimo perché vuol dire che sono fuori dalla storia, e quelli che vedono il problema dell'unità d'Italia, dico stiano tranquilli perché non è Costituzione. Da qui a tirar su un caso, allora mi chiedo, siccome vedo che c'è un grande dibattito, ma nessuno che dice, scusate, quando si dice sempre no, questo è l'uovo di Colombo, no? E l'aneddoto su Colombo qual è? Che dice che tutti pensavano come fa a stare in piedi l'uovo, arriva Colombo e fa, sta in piedi, ci ha schiacciato la camera d'aria dell'uovo e l'uovo sta in piedi, no? Sodo. Allora, se è così, mi sarei aspettato un colpo di teatro e qualcuno dicesse dove c'è il contratto, firmiamolo. Che cioè, se io fossi dall'altra parte direi ma scusate, risolviamo questo problema, parliamo di problemi veri, sarà mica un problema l'autonomia. Mi preoccupo perché vedo che non è, nessuno ha detto, beh, alla fin fine, l'ho detto io nell'intervista, Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia. L'ho detto nell'intervista, cosa dovevo dire? Non ho detto che ha votato l'autonomia tirata per il collo, per la giacca, e non volevano votare, li abbiamo minacciati. Ho detto, Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia in Veneto, per cui non ci sono mai stati problemi. Se adesso il Veneto dice, vogliamo fare un percorso, Giorgia Meloni, che ripeto, conosco e considero persona intelligente, ci ho fatto il ministro assieme, quindi la conosco meglio di tutti voi, a me spiace che abbia imboccato stia dando sta lettura, secondo me, distorta da tutto questo dibattito. Allora, è ragionevole e legittimo che il governatore del Veneto ponga la questione dell'autonomia, sì o no? Sì. Perché? Ma non perché è un pallino mio, perché hanno votato oltre 2,5 milioni di veneti l'autonomia e penso che sia non legittimo, sia un dovere porre questa questione. Ma oggi la poniamo al centrodestra, domani sarà posta anche al centrosinistra, perché un centrosinistra che non si esprimerà sull'autonomia penso che sicuramente dovrà chiarire sta partita, che poi anche loro in parte hanno sostenuto, in parte no, ma non voglio aprire altri fronti. Dico che se si vuole risolvere il problema lo si risolve sottoscrivendo un patto. Se vai a rivangare che Bossi nel 96 aveva la possibilità di fare autonomia e non l'ha fatta, che Salvini nel 2018 era sì, tutto ciò premesso, domani non è ieri, vogliamo parlare di domani oppure... Perché Giorgia l'ha detto anche a me qualche giorno fa, perché alla fin fine l'autonomia non l'avete portata a casa con i grillini, non mi sembra di essere stato dolce con i grillini, voi stessi avete scritto fiumi di pagine delle mie dichiarazioni rispetto ai grillini o 5 Stelle che si facciano chiamare, e quindi direi che io sono sempre stato lineare su questa roba.
Se poi è lesa maestà a porre la questione sull'autonomia, allora vabbè, allargo le braccia e dico, boh, prenderemo quello che passa al convento, però di certo a questo punto diventa la condizione sine qua non. Poi ho visto una dichiarazione sul presidenzialismo, ma guardate, io non ho nulla contro, l'ho sempre detto, sono tutti i miei discepoli, ma scusate, ma secondo voi uno che ha sempre preso i voti personalmente ha problemi di sostenere il presidenzialismo? Io no. Ma ho detto, non c'entra nulla con il discorso che sto facendo io, il discorso del presidenzialismo, anche perché qualche giornale maldestramente ha voluto scrivere cose che io non ho detto. Io ho detto presidenzialismo, piuttosto che altre proposte che farà Forza Italia, legittimo che lo pongano al tavolo nazionale, ma con me si parla di autonomia. C'è inutile che parliamo di autonomia e uno mi venga a dire, senti, ma la riforma della giustizia, sto parlando di autonomia in Veneto, è legittimo che io parli di autonomia in Veneto o è proibito anche fare questo? Perché se è un tema di lesa maestà, di proibizioni, vedo che ne facciamo poca di strada assieme. Io inviterei tutti a fare, non dico un passo indietro, un passo a lato e guardare in faccia la realtà. In Veneto, i veneti hanno bisogno di tranquillità, punto. E la tranquillità gliela dai ai veneti se ti impegni sull'autonomia. Se avessi chiesto di firmare, che so, l'accordo sull'obbligatorietà del canto dell'inno d'Italia, penso che l'avrebbero firmato ancora prima che finissi di parlare, no? Cioè ognuno ha i suoi must, no? Punto. Poi non so, magari qualcuno si è offeso perché ho detto per l'italianità non passa solo nello sventolare il tricolore, ma passa attraverso anche il sostegno della Costituzione che prevede l'autonomia. Ma non la ritengo una frase offensiva e la ripeterei 1000 volte, perché a me non piace che chi parla di autonomia sia ritenuto poco italiano e chi parla di tricolore sia italiano al 100%. Perché l'autonomia è prevista dalla Costituzione, ma non dalla modifica del 2001 del titolo quinto, ma è prevista dalla Costituzione del 1948. E non vi cito Einaudi per la 1000ª volta, che è uno dei padri costituenti, ma potrei parlare di Calamandrei, potrei parlare di molti altri che si sono espressi. Però Einaudi diceva anche un'altra roba, non diceva solo ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. C'è una frase famosa di Einaudi che diceva: il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la propria autonomia. Che non era sibillina come frase. Cioè Einaudi vedeva storicamente il percorso del risorgimento non concluso, ma lo vedeva come un percorso che avrebbe comunque cessato di esistere da un punto di vista di pensiero risorgimentale, non sto parlando di guerre o di rivoluzioni, nel momento in cui avessimo ottenuto l'autonomia. Quindi pensate al padre costituente cosa pensava dell'autonomia. Ci ha scritto la Costituzione perché diventasse uno Stato federale l'Italia. Quindi non è contro l'unità, punto, quindi non ci sarebbe nulla da aggiungere. Bonnet. Sì. Ciao. Buongiorno. Allora, stando su questo volevo chiedere 3 domande rapidissime. La prima, io credo che Fratelli d'Italia ne faccia una questione di mancanza di fiducia, nel senso che nel momento in cui dopo 10 anni di amministrazione insieme si chiede ai futuri alleati di firmare nero su bianco un accordo, ai loro occhi questo presuppone una mancanza di fiducia. Loro dicono ci costringe a firmare qualcosa che noi non sentiamo l'esigenza di dover firmare perché siamo sempre stati leali. Quindi la domanda è: c'è poca fiducia nei confronti degli alleati? La seconda domanda: questa vicenda dell'autonomia è un disegno preordinato dalla Lega per una corsa solitaria, cioè si vuole arrivare a una rottura per permettere a lei, forte del suo consenso, di correre da solo? Terza domanda, più legata ai temi della Lega, agli equilibri nella Lega. Mi ha colpito, ma forse sono io che mi stupisco per niente, che ieri, diciamo così, da parte di Fratelli d'Italia sono intervenuti molti, dalla Russa, Meloni, D'Arlato, la Donazzan, tanti esponenti. Della Lega io ho registrato, a parte Fontana non è intervenuto nessuno. Questa cosa un po' mi ha colpito, da Salvini in giù mi aspettavo che ci fosse delle dichiarazioni a supporto che io non ho visto arrivare. Queste 3 domande, grazie. Sull'ultima sinceramente non ci ho neanche pensato, non cambia nulla, nel senso che io sono abituato ad aprire i dibattiti, se li apro io li chiudo io, cioè non è che, e poi se qualcuno ha qualcosa da dire si interviene. Non ci vedo né un problema né dalla Lega né da Fratelli d'Italia nel dibattito, ognuno dice quello che pensa, appunto.
non è creare le basi per correre da soli, assolutamente no, e anche perché penso che ci sia un problema generale, sia difficile sostenere un progetto di centrodestra se poi se ne va un blocco così importante. Terza domanda, che è la prima, tu mi dici, ma è un fatto di fiducia? Io l'ho detto, guarda, per fortuna che ho fatto quell'intervista, Frato viene dal tuo giornale, ho detto o non ho detto Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia? Punto, cioè, non è una questione di fiducia, è una questione di organizzazione, cioè, la ritengo peraltro posso dire, è nata con che idea? Mi è stato detto, guarda che a livello nazionale vogliamo fare un documento per il centrodestra, c'è anche la vostra partita dell'autonomia, punto. Allora, vuol dire che se fosse una questione di fiducia non si firmerà più nulla, no? Perché se basta la fiducia, ma la fiducia c'è, perché se fai un percorso assieme la devi fare in fiducia, ma mettere nero su bianco una sorta di cronoprogramma, di storyboard, di definire quali sono le priorità, a me sembra una roba banale, cioè non mi pare che vuoi un premio Nobel per fare queste robe qua. Mi metti in fila, tanto è vero che a me Giorgia Meloni l'altro giorno mi ha detto, guarda, noi abbiamo la partita della norma salva, ma lo avete scritto anche voi nei giornali, del salva inciuccio, scusami, sì, giusto. Sì, no, perché stavo parlando del salto in banco, ho fatto salto in banco e inciuccio. E la norma anti-inciuccio, il presenzialismo, per cui a me sembra logico che poi arriverà Forza Italia, avrà giustamente le sue, ma l'ho detto ieri in tempi non sospetti, quindi a me mi sembra lunare come dibattito, in tutta sincerità. Perché allora io dico, ma a questo punto vuol dire che vuoi tenere in piedi il dibattito? Perché se da Fratelli d'Italia si vuole chiudere il dibattito, Zaia dica qual è il testo, anzi lo sanno già, e noi abbiamo queste modifiche e siamo disposti a firmarlo. E invece vedo che c'è la volontà di non chiudere, e cioè questo sì mi preoccupa, se posso dire, questo mi preoccupa. Ma mi preoccupa umanamente, perché io la consideravo un atto dovuto, cioè se volete potrei anche dire che può avere anche un valore comunicativo più che altro, no? Oltre che di sostanza, quindi ne viene meno, tutti i profili ne vengono meno. Emiliano. Presidente, buongiorno. Ciao. Ci sono alcune realtà sportive, parlo a contatto, che sono ancora in attesa. Stiamo lavorando su Emiliano. Volevo anche un commento, visto quello che è accaduto in queste ore, cioè il Ministro dello Sport che apre e invece il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che blocca il tutto. Grazie. Sai, c'è un grande dibattito a livello nazionale e internazionale tra gli scienziati, questo lo sapete, e quindi non è facile muoversi nel momento in cui si dice tutto al contrario di tutto, mi si perdoni, però mettetevi nei nostri panni di amministratori, perché non è facile. Il CTS giustamente, penso che un po' da un punto di vista di sanità pubblica, è un po', lasciatemelo dire, in maniera piccola, vede anche, legge i giornali, dice metti mai che succede qualcosa, poi c'è sempre Ips ed Ixit, no? Lui l'ha detto. Penso che ci sia anche oggi un atteggiamento prudenziale che va oltre i limiti. Di mezzo ci sia noi che dobbiamo firmare le ordinanze. A questo punto capite che stiamo discutendo per fare altre ordinanze, c'è un sacco di robe ancora che si possono, diciamo, liberare o agevolare, però non è facile. Guarda, è in corso una videoconferenza anche adesso, sono stato su, per questo sono arrivato in ritardo. Grazie Presidente. Prego Emiliano. Parisi, Bastianello, Vanzani. Poi sentiamo lo zoo profilatico. Sì, Presidente, buongiorno. A proposito dell'incontro che c'era poco fa, si tratta dell'incontro delle regioni in merito alle linee guida sulla scuola. Sulla scuola, sì. Ecco, ci sono delle novità? Nulla di fatto per ora. Quindi ancora non si è deciso se si riparte il 14 o... In questo istante no. Appunto, d'accordo. E poi un'ultima domanda, appunto, tornando alla questione sul patto, di questo patto sull'autonomia, è intervenuto anche il consigliere regionale Conte dicendo che Forza Italia presenterà alle regionali il simbolo proprio dell'autonomia. Bene.
Quindi un commento. Guardate, la casa degli autonomisti ha sempre la porta aperta, scrivetelo. Vale per Fratelli d'Italia e per tutti coloro che vogliono sostenere sta roba. Cioè, vi ricordo che l'autonomia è stata votata da destra a sinistra. Forse non si è ben capito a livello nazionale qual è il fenomeno di natura storica che si sta verificando in Veneto. Bastianello. Sì, Presidente, buongiorno. Due questioni, la prima, appare scontata, non sono il primo a porle questa domanda, però lei aveva sempre detto che avrebbe aspettato il giorno della data delle elezioni prima di sciogliere un suo riservo. Stiamo parlando da diversi giorni di prove di alleanza, mi chiedevo, non c'è ancora una data, però probabilmente insomma c'è una data indicativa, se ha intenzione di sciogliere il suo riservo sulla candidatura. Aspettiamo la data. Aspetta la data. E la seconda cosa, come si pone come amministratore di fronte a questo continuo bisticcio che c'è innegabile, in parte risposto anche prima parlando con Emiliano, e tra il mondo scientifico, abbiamo visto anche recentemente sulla storia dei falsi positivi, quindi insomma come può un'amministrazione, come riesce a muoversi tra pareri diametralmente opposti spesso? Guardate, io poi ce li ho qui gli scienziati. Io dico questo, a noi non spetta dare, diciamo, spiegazioni scientifiche, no? Non siamo titolati, cioè parlo noi amministratori, noi siamo titolati ad ascoltare il mondo della scienza e poi decidere. Capite che se il mondo della scienza non è d'accordo su nulla, non possiamo tirare la monetina per aria. Cioè, in questo istante c'è chi dice che il virus è spompato e ci sono pezzi di RNA e chi dice invece che è più forte di prima, solo che si è andato a fare un periodo di vacanza. C'è chi dice che l'asintomatico è pieno di carica virale, c'è chi dice che l'asintomatico ne ha poca carica virale. C'è chi dice che l'incubazione è la quarantena di 14 giorni e chi di 30. Voi mettetevi nei panni dell'amministratore che deve fare un piano di sanità pubblica e deve dire: quanto facciamo di isolamento fiduciario? 14 o 30? 14 o 30? È una bella storia, pensate, per il lavoro, per la scuola, per le attività, le relazioni sociali. Capite poi la ricaduta delle non informazioni, che ricadute ci sono? Allora, io penso che questo sia il vero problema, però lancerei una sfida al mondo scientifico. Ed è questa. Possiamo chiedere al mondo scientifico che quando dichiara qualcosa, ci dica anche cosa bisogna fare? Cioè, dico, bisogna isolare gli asintomatici, cioè, scusa, ce lo volete dire? E quindi magari sarebbe bello sentire dire, boh, il virus non è più è spompato. Questo significa 2 punti, che d'ora in poi non serve più l'isolamento fiduciario perché il virus pompato non crea contagi. Firma. Il virus non è spompato. Questo vuol dire che dobbiamo applicare un piano di sanità pubblica severissimo con questo tipo di isolamenti, queste scelte di sanità pubblica, con queste attività e con queste restrizioni, chiudendo la gente in casa. Firma. Potete chiedere al mondo scientifico che si butti un po' più in là? Cioè. Però scusami, se posso su questo tema, cioè un soggetto deputato a questo c'è, è l'Istituto Superiore di Sanità, che non è proprio, e il Ministero della Sanità, che dovrebbe poi sì, no, ma voglio dire, c'è una autorità statale che dovrebbe dare delle indicazioni alla politica sulle misure sanitarie, quindi non funziona questa autorità, quindi ne deduco. No, guarda che io non ho detto questo, capisco il tuo piglio. No, scusa, guarda che mica ho detto un'altra roba. Ho detto che siccome noi abbiamo le indicazioni dall'ISS, è scontato che ce le abbiamo, e ce le abbiamo anche dal Dipartimento di Prevenzione, ma se ogni giorno uno dice una roba diversa fuori da questo contesto, cioè Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Prevenzione, è inevitabile che il catastrofista, se va male che non succede, vabbè, passa. Se va bene che succede qualcosa fuori dagli schemi, capisci che abbiamo dei nascenti premi Nobel
e degli sfigatissimi che facevano programmazione sbagliata. Allora, se noi dovessimo, Marco, da qui al prossimo autunno andare in via di autotutela, avremo una reinfezione, sarà un disastro, avremo le città chiuse, però ok, tu lo vuoi dire perché vuoi fare il catastrofista, io non so se ci sarà o non ci sarà, io non penso che nessuno lo possa dire, però vuoi fare il catastrofista, cominci a dire anche tutte le attività che bisogna fare, visto considerato che il mondo scientifico, quello ufficiale, non sta dicendo ste robe. Perché sapete, poi di mezzo c'è la procuratore che dice ma quel giorno quel signore aveva detto sta roba. Sì, ho capito, ma tu vai a prenderti quella giusta che ha detto in mezzo alle 100 sbagliate che ha raccontato? Cioè, è difficile lavorare così, non so se mi sono spiegato. Perché, tipo il terremoto dell'Aquila, no? Quello sciame sismico, questo è un esempio, ma pensate ai modelli previsionali, vi era ricordato l'alluvione del 2010? Ma io l'avevo detto, io avevo visto i modelli, sì, sempre dopo. Cioè, ma a vedere un modello che ti dice va sotto Vicenza, vuol dire che tu, se sapevi che Vicenza andava sotto, lo dovevi evacuare. Allora mi scrivi che devi evacuare Vicenza. Se dopo fa siccità e non viene l'acqua, qualcuno dopo dovrà assumersi. Cioè, sai, a me preoccupa, Marco, che il catastrofismo fa audience, è inevitabile, è una versione prudenziale nell'approccio, perché è inevitabile, se c'è il focolaio in Germania è probabile che ci sia un focolaio anche qui, però se tu non mi dai oggi misure da applicare oggi, io non me ne faccio nulla di tutte queste versioni, perché noi siamo in grossa difficoltà. Geralda veramente che stava attendendo. Solo un inciso. Prego. Per la verità però questa domanda, Presidente, lei dovrebbe rivolgerla anche al Comitato Tecnico Scientifico della Regione. Ma il Comitato valida le nostre scelte. Ecco, all'interno di quel Comitato ci sono fiori di scienziati, certo, ma ci sono anche fiori di dissensi in merito. Potrei citare Palù e Crisanti, che sono personalità indiscutibili, che danno un'interpretazione dell'andamento epidemico molto diversa, forse opposta. Ma che si diano interpretazioni diverse è legittimo da parte degli scienziati. Il mio problema è un altro, che a fianco all'interpretazione tu in periodi di pace dici bene, io la vedo così. Vuol dire che a ottobre prevedo che la Regione deve avere 1000 terapie intensive installate, deve avere queste regole, deve chiudere le scuole, deve fare, perché è inutile che tu dici lanci il sasso, dici a settembre avremo 1 milione di contagiati, vado via e se vediamo a settembre. Cioè, penso che sia legittimo o no chiedere queste robe, perché sennò sono tutti, come si dice, sono tutti lanci col paracadute, sono tutti capaci di fare i lanci col paracadute, tutti, quasi tutti. No, nel senso che il paracadute ti salva la vita. Cioè, allora a questo punto si affianca il piano di sanità pubblica alla dichiarazione che fai. Cioè, cosa vuol dire? Saremo tutti infetti. Vuol dire, per me cosa vuol dire? Chiudiamo tutto, non apriamo tutto, torniamo a chiudere le scuole. Mi piacerebbe sentire un'opinione sulla mascherina in aula, no? Ho visto che nessuno si esprime. Fateli esprimere i nostri scienziati sulla mascherina in aula. Fateli esprimere. Perché schierarsi adesso sulla mascherina diventa difficile, come era difficile schierarsi il 3 febbraio sulla mia proposta di mandare in isolamento fiduciario coloro che provenivano dalla Cina, dalle zone infette della Cina, cinesi o non cinesi, i famosi studenti, no? Il 3 febbraio non ho visto tutta questa gente esperta che dava consigli su cosa fare, ha detto che eravamo razzisti. Bene. Ada, scusa. Ada, qui abbiamo tolto la parola. Nessun problema. Vabbè, ma ci stava. No, ci sta, si conclude l'argomento, buongiorno. Quindi faccio anche una domanda su questo tema, in modo che poi lo chiudiamo, almeno per quanto mi riguarda definitivamente. Il parere deve arrivare, cioè la situazione per quanto mi riguarda io scienziato è così, devo anche dire che cosa fare, ma dal singolo scienziato? Sì. Ok, perfetto. Considera che noi abbiamo, vi annuncio già, così lo annuncio anche indirettamente ai nostri scienziati, che il piano di sanità pubblica io lo presenterò pubblicamente a voi, ai veneti,
Dopo averlo presentato, così avete la versione basic, originale, lo mando in comitato tecnico scientifico e chiedo un parere scritto e firmato da tutti, con le osservazioni anche a fianco. In modo tale che iniziano a prepararsi e a pensare, avranno tutto il tempo necessario per esprimere le loro osservazioni. Così si saprà cosa ha scritto la Regione e cosa hanno osservato gli altri. Mentre per il primo piano non è andata così. No, abbiamo fatto il piano, punto. Non è stato osservato da nessuno, era l'11 febbraio, non esisteva neanche il comitato tecnico scientifico. L'altra domanda, Presidente, tornando sull'autonomia, a meno di improvvisi capitomboli il governo durerà in carica fino al 2023, a meno che appunto non ci siano elezioni anticipate. Quindi lei considera chiusa la partita dell'autonomia con il Ministro Boccia? No. Assolutamente no. Potrebbe anche capitare che la portiate a casa o no? Ma guarda, noi eravamo comunque a buon punto con il lavoro. L'autonomia la portiamo a casa con chi ce la dà. Quindi se il Ministro Boccia decide di continuare quel lavoro, riusciamo a portarlo a casa. Se il governo non cadrà prima o deciderà di non darci l'autonomia, ce la porteremo a casa con chi arriva dopo. Ma l'autonomia arriverà. Io non ho dubbi su questo. L'altra domanda invece, Presidente, l'ordinanza sul trasporto pubblico. Ci stiamo lavorando, Alda. Non è ancora pronta? No, però ci stiamo lavorando, diciamo che è scritta, però abbiamo ancora bisogno di alcune validazioni. È scritta comunque. A questo punto una segnalazione, non è una domanda. Poi passiamo agli scienziati che sono con noi. Non è una domanda, premetto che non è una domanda, è una segnalazione che da 2 giorni si fanno gli studenti degli istituti superiori dell'Alta Padovana e di Castelfranco, i quali hanno pagato l'abbonamento, non hanno usufruito del servizio per 4 mesi e da maggio chiedono un rimborso alle aziende La Marca e Bus Italia, ma non ricevono neanche risposta. Le trasmetto questa la giro all'assessore De Berti, che non avevo sentito di questo tema, che poi fra l'altro è diffuso. Sì. E volevo anche dirvi, a proposito, mi sono interessato per una nostra concittadina, si chiama Bullaro, malata di fibrosi cistica si trova a Tokyo, ovviamente in difficoltà, e ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, Riccardo Fraccaro, e si è sbloccato il volo di Stato per riportarla a casa, quindi a Tokyo. E dopo vi do il nome esatto, guardate, ieri si è chiusa anche questo. Bullaro, Monica, no, Sabrina, Bullaro Sabrina. È una vicenda della quale avete scritto tutti e molto. Non è stato facile, ma si è sbloccata la partita. Quindi ho sentito l'ambasciatore, che fra l'altro è il mio ex consigliere diplomatico da ministro, l'ambasciatore Starace, che ringrazio anche lui, e anche l'onorevole Borchia, che si stava occupando di questa vicenda. E adesso c'è un problema sanitario nel trasporto, ma insomma io spero che nel giro di 24-48 ore si faccia il volo di Stato e si riporti a casa. Poi verrà, immagino, indirizzata al centro di fibrosi cistica di Verona per le cure. Sì, io volevo presentare la dottoressa, ovviamente Antonia Ricci, che è direttore dello studio zooprofilattico, e farà un'introduzione, e poi il dottor Terregino, Calogero Terregino, che è il virologo. Oggi qua ci sono novità non da poco, nel senso che la sequenziazione del virus l'hanno fatta loro, quindi loro vi diranno qual è la carta d'identità del coronavirus veneto, vi diranno che ceppi abbiamo, le mutazioni. Voi capite che conoscere il virus con il quale si ammalano i tuoi cittadini significa capire che evidenza clinica avranno, perché in base alle mutazioni il virus può aggredire di più i polmoni, può dare alcune sintomatologie, altre di meno. Il virus muta ovviamente nei passaggi da ospite a ospite, però resta una traccia. Fra l'altro ci sono delle particolarità, perché vedrete che abbiamo dei ceppi che insomma sono paragonabili ad alcuni ceppi, poi ve lo dirà ovviamente il dottor Terregino,
rispetto ad alcuni ceppi che noi conosciamo, tipo quello dei 2 cinesi che avevamo a Verona. Prego dottoressa, lascio il posto. Grazie. Prego. Bene, grazie mille. Sì. Grazie mille al Presidente Zaia per averci dato una grandissima opportunità oggi, che è quello secondo me di dimostrare sul campo cosa vuol dire One Health. No? Ne abbiamo scritto tutti, ne avete scritto tutti, se ne parla tantissimo, la salute unica, la salute circolare. Io credo che invitare a una conferenza stampa sul coronavirus, che è una malattia che colpisce ovviamente l'uomo, lo sappiamo tutti, un'istituzione veterinaria, sia proprio aver capito l'importanza di affrontare queste problematiche da un punto di vista veramente globale, nelle sue diverse sfaccettature e non solo dal punto di vista clinico. Solo 2 parole sull'Istituto Zooprofilattico, non so quanti di voi lo conoscano, è un istituto sanitario, un istituto veterinario, ci occupiamo di sicurezza alimentare, di sanità e benessere degli animali, facciamo attività di controllo e di ricerca sul territorio del Triveneto, con 10 laboratori sparsi appunto in tutte le province delle 3 Venezie. La sede centrale è a Legnaro, in provincia di Padova, e in istituto lavorano circa 650 persone, quindi insomma è un'istituzione importante sul nostro territorio che si occupa appunto sia di attività di controllo che attività di ricerca. Il nostro pane quotidiano sono le zoonosi, sono quelle malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo. Forse oggi questa frase vi suona avere un senso ben diverso rispetto anche a pochi mesi fa. E noi siamo centro di referenza nazionale e internazionale per l'OIE. L'OIE è il corrispondente dell'OMS in sanità animale. Per quanto riguarda proprio la ricerca per le malattie nell'interfaccia uomo-animale. Anche qui questo centro di referenza fino a qualche mese fa alcuni si chiedevano che senso avesse, noi l'abbiamo sempre saputo che senso aveva. Oggi penso che sia chiaro, capire come le malattie si spostano dal mondo degli animali al mondo umano è indispensabile, è cruciale. Il coronavirus ce l'ha insegnato e sicuramente capire quali sono i meccanismi di questi salti di specie che i virus sono capacissimi di fare, che noi conosciamo da sempre, è quello che noi facciamo veramente quotidianamente. Capire di più questi fenomeni, andarli a capire lì dove si formano prima che il problema arrivi nei nostri territori è indispensabile. Noi lavoriamo tantissimo in progetti internazionali, anche di cooperazione internazionale, perché aumentare la capacità diagnostica, di studio, di comprensione anche nei paesi che hanno delle strutture sanitarie meno avanzate delle nostre è proprio fondamentale per cercare di arginare le problematiche sanitarie dove nascono prima che diventino globali. Perché l'interfaccia uomo-animale? Chi ha studiato malattie infettive, quando il Presidente parlava di incomprensioni fra il mondo scientifico e poi chi deve prendere decisioni, ancora di più il mondo della comunicazione, pensavo che c'è un grande problema di linguaggio diverso. Secondo me noi parliamo a volte lingue diverse e bisogna imparare a parlarsi, a capirsi, a comunicare con lo stesso linguaggio, magari in tempo di pace, perché poi quando si è in tempo di guerra tutto diventa più rapido ed è più difficile. Dicevo, chi ha studiato malattie infettive conosce il paradigma delle malattie infettive, che è che ogni malattia dipende da 3 fattori: l'ospite, che può essere l'uomo o l'animale, il patogeno, in questo caso un virus, e l'ambiente. E davvero questi 3 fattori influenzano completamente l'andamento della malattia, quindi noi non ci dobbiamo focalizzare solo sul virus, solo sul malato o solo sull'ambiente, dobbiamo considerarli assieme. E vi faccio un esempio. Ad oggi, perché l'epidemia di coronavirus è cambiata in questi mesi? Perché noi abbiamo cambiato l'ambiente, l'ospite è sempre quello, sono le persone.
Il virus, ve lo dirà il dottor Terregino, è sempre quello. Abbiamo cambiato l'ambiente, con il lockdown, con le misure di distanziamento, abbiamo fatto in modo che il virus non possa più passare agevolmente da una persona all'altra. Abbiamo isolato i malati. Non so se ci avete fatto caso, nelle ultime settimane io non ho più visto in giro persone con raffreddore e la tosse, no? Fino a prima di febbraio ognuno di noi lavorava tranquillamente in un ufficio assieme a qualcuno che starnutiva e tossiva, no? Quante volte ci è capitato? Oggi ci sembra impossibile, no? Scapperemmo di fronte a qualcuno con la tosse e il raffreddore, ma questo ha cambiato completamente l'andamento dell'epidemia, perché c'è un fattore estremamente importante che è la carica virale. Forse quando gli scienziati parlano di virus indebolito, in realtà intendono che è diminuita drasticamente la carica virale, perché abbiamo allargato le distanze, perché i malati non circolano nella popolazione e quindi chi di noi viene in contatto col virus oggi viene in contatto con una carica virale, una quantità di virus bassissima. E i virus non sono bianco o nero, nel senso che ognuno di noi può venire a contatto con un virus, ma per infettarsi ha bisogno di una certa dose infettante che dipende dalla carica virale. Quindi se la persona con cui io vengo in contatto ha una quantità di virus molto bassa, la mia probabilità di infettarmi diventerà bassissima. Se io vengo in contatto con una persona malata che in quel momento elimina molto virus, la mia probabilità di infettarmi e di avere una forma grave è molto più alta. Se io aumento le distanze e in mezzo metto una mascherina, cambio l'ambiente, tutto questo cambia completamente. Quindi ad oggi noi abbiamo agito sull'ambiente. Parlando di ambiente vi do una notizia: nell'ambiente ci sono altri animali oltre all'uomo e anche di questo ci stiamo occupando. Il nostro lavoro è proprio quello, vedere anche come il virus può interagire con altre specie animali a parte quella umana. Ci sono anche gli insetti, ad esempio. Ci siamo posti il problema, no? Adesso comincia la stagione delle zanzare e noi conosciamo tante malattie che si trasmettono con le zanzare, quindi ci siamo posti questo problema e abbiamo appena terminato uno studio, ve lo do in anteprima, verrà pubblicato a breve, sulla possibilità che il virus venga trasmesso attraverso le zanzare, e l'esito è del tutto rassicurante, nel senso che le zanzare, sia la zanzara tigre che la zanzara normale, non sono in grado, non hanno, si dice, la competenza vettoriale per trasmettere questo virus. Questa è un'ottima notizia, i dettagli seguiranno, ma insomma mi faceva piacere darvela in anteprima. Vi avevo detto che saranno buone notizie. Rispondo alle domande perché vedo una mano alzata. Posso finire? Mi date 2 minuti e dopo parla il dottor Terregino. Ok, perfetto. No, io volevo solo spiegarvi, per cercare proprio di tradurre il linguaggio, cosa vuol dire sequenziare un virus. Allora, sequenziare un virus, probabilmente lo sapete, è analizzare perfettamente il genoma, l'RNA, di questo virus, fare una sorta di impronta digitale del virus. Ma perché serve? Perché quando noi parliamo di SARS-CoV-2, il virus del coronavirus, stiamo parlando di una popolazione di virus. Ogni virus, in ogni paziente, in ogni ambiente, in ogni zona, è leggermente diverso dall'altro, perché è una popolazione, è come se noi sequenziassimo il DNA di voi in questa stanza, no? Siamo tutti appartenenti, siamo tutte persone, ok? Quindi siamo tutti virus, da un certo punto di vista siamo omogenei, però è chiaro che fra di noi ci sono delle differenze. Se qualcuno di voi è parente, no? Se ci sono 2 fratelli, questi 2 genomi saranno molto più simili e guardandoli noi saremo in grado di dire: ah, guarda, queste 2 persone sono molto vicine. Se qualcuno di noi viene da una parte molto distante del mondo e guardo
i colleghi dal Giappone, sicuramente il loro DNA sarà diverso, e guardando solo il DNA senza guardare, senza sapere chi sono, noi potremmo dire: ah, guarda, qui ci sono delle differenze, ma in realtà apparteniamo tutti alla specie umana, e così il coronavirus. A questo serve sequenziare il virus, andare a vedere le piccole differenze che ci sono nella popolazione dei virus. Queste differenze nella maggior parte dei casi sono casuali e vogliono dire poco. Le differenze del nostro DNA fra ognuno di voi non vogliono dire che uno di voi funzioni meglio o funzioni peggio, permettetemi la banalità. Sono differenze casuali che nella nostra funzionalità vogliono dire poco, niente. Alcune mutazioni invece, pensiamo alle malattie genetiche per fare l'esempio, no, delle persone, creano dei problemi importanti. Lo stesso capita nei virus, quindi noi guardiamo i virus e cerchiamo di capire le differenze, e questo ci serve innanzitutto per capire l'andamento dell'epidemia, per studiare questo virus, per vedere se muta così tanto da rendere magari inefficace una certa terapia o un vaccino, no? Lo studiamo. Dobbiamo capire quali mutazioni fra quelle che noi vediamo possono modificare anche la funzionalità del virus, renderlo più debole o renderlo più cattivo. Ad oggi, ve lo dico, non lo sappiamo, perché ci vogliono un sacco di informazioni che derivano dalla clinica. Quindi noi dobbiamo mettere insieme i dati del sequenziamento con i dati di cosa quel virus fa nei pazienti, e ci vorrà molto tempo per avere tutte queste informazioni. Da quello che sappiamo noi oggi non ci sono particolari mutazioni che ci facciano pensare che il virus sia drasticamente cambiato. Il virus è sempre quello. Da cui, e concludo, la raccomandazione che ha fatto il Presidente sul non abbassare la guardia, secondo me, è fondamentale. Il vero cambiamento dell'epidemia non è un cambiamento legato al virus oggi, è un cambiamento legato ai nostri comportamenti, che si sono dimostrati assolutamente efficaci. È sotto gli occhi di tutti come l'epidemia è cambiata. Se noi ritorniamo ai comportamenti precedenti, è estremamente probabile, siccome il virus c'è ed è sempre lì ed è sempre uguale, che si possa ritornare a una situazione precedente. Questa era la mia introduzione, però per tutte le parti veramente tecniche do la parola al dottor Terragina. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io il Presidente dell'invito, dell'opportunità. In realtà la dottoressa Ricci ha detto quasi tutto di quello più interessante che ci poteva essere. A me è rimasta la parte un po' più noiosa con delle cifre e dei numeri. Però ecco, vorrò ribadire un po' alcuni concetti che sono stati espressi precedentemente, ossia che è fondamentale che il mondo scientifico continui a lavorare su quelle che sono le caratteristiche del virus, sia genetiche che biologiche, che danno poi al virus, diciamo, certe caratteristiche legate un po' alla clinica che vediamo negli ospedali dei malati che vengono colpiti, perché attraverso la possibilità di avere sempre più informazioni si possono anche prendere quelle che sono le decisioni che poi le autorità vogliono, altrimenti si fanno tutta una serie di speculazioni che sono basate su dati derivanti da altri virus, da altre malattie. La difficoltà che adesso il mondo scientifico ha a rispondere chiaramente a certe domande è legata al fatto che appunto questi dati forti mancano, e il virus è un virus nuovo, la malattia è una malattia nuova, quindi quelli che sono stati forse gli errori di valutazione, traslando delle informazioni su questa malattia, prendendole da altre malattie anche simili, pensiamo alla SARS o alla MERS, malattie provocate da coronavirus molto simili, poi si sono rilevate in parte diverse, e quindi bisogna essere molto cauti. Quindi conoscere questo nemico passa attraverso conoscere il genoma, incrociando questi dati con la clinica, e attraverso studi retrospettivi molto forti dal punto di vista numerico, studi prospettici, studi sperimentali, si possono avere poi quelle certezze che
le autorità sanitarie e il mondo politico poi cerca. Questo per esempio noi l'abbiamo raggiunto in un certo grado di affidabilità con altre malattie, pensiamo all'influenza aviaria. Con l'influenza aviaria noi riusciamo adesso, studiando il genoma del virus, a identificare delle mutazioni che ci possono dire se quel virus è più pericoloso per gli animali, è più pericoloso per l'uomo, se ha una resistenza maggiore o meno. Ma sono tutte certezze, chiamiamole così, perché poi anche per i virus più studiati la biologia smentisce frequentemente quelle che sono delle certezze che si pensavano acquisite, ma comunque abbiamo maggiori informazioni per poter anche dare al legislatore delle indicazioni su quali possono essere le misure di controllo. Come diceva la dottoressa Ricci, noi sequenziamo regolarmente i virus, soprattutto i virus su cui siamo abituati a lavorare, perché attraverso il sequenziamento possiamo appunto conoscere le caratteristiche genetiche e quindi di riflesso le caratteristiche biologiche del virus. E quando abbiamo cominciato a lavorare sul coronavirus, perché siamo stati coinvolti nella diagnostica dei tamponi famosi, quindi come laboratorio, ci siamo posti poi la domanda se appunto tutta questa attività di diagnostica poteva in qualche modo essere utilizzata per anche un'attività scientifica, quindi abbiamo stretto degli accordi di collaborazione con l'ASL 9 e con l'ASL 6, perché siamo stati deputati alla diagnostica dei tamponi provenienti da queste due aree geografiche del Veneto, e abbiamo appunto stipulato questi accordi di collaborazione scientifica per poter sfruttare i tamponi che venivano presi dalle persone per rilevare la presenza del virus per poter studiare il genoma. E ci siamo accorti all'inizio che purtroppo in Italia verso appunto marzo, ma anche attualmente il numero di sequenze presenti nelle banche dati pubblici era molto poco. Pensate che attualmente ci sono circa 50.000 sequenze depositate in banca dati, di queste 30.000 sono provenienti dall'Europa e in Italia ci sono soltanto 0,5% di sequenze depositate. Cosa significa? Significa che questo ci preclude tutta una serie di studi e approfondimenti che anche altri gruppi internazionali possono fare sui virus, perché li prendono ovviamente dalle banche dati pubbliche. Quindi tutto quello che può essere lo studio dell'evoluzione del virus, lo studio delle caratteristiche per quanto riguarda la risposta ai vaccini, ai farmaci, ovviamente escludeva quelli che potevano essere i virus dell'Italia e del Veneto. E quindi partendo da questa esigenza abbiamo voluto appunto sequenziare il virus, tutto il genoma, è un genoma molto grande, tra i più grandi dei virus a RNA, e abbiamo appunto deciso di mettere nelle banche dati pubblici questi dati perché appunto si potesse contribuire anche dal punto di vista degli istituti scientifici italiani a quello che era la ricerca a livello internazionale. Attualmente abbiamo, per quanto riguarda quello che si diceva prima su quello che è la variabilità genetica del virus, non pensiamo al virus singolo, pensiamo a migliaia, se non milioni di varianti diverse. Attualmente sono state identificate 98 gruppi diversi. Di questi noi ne abbiamo trovati in Italia e in Veneto 4. I virus italiani e i virus del Veneto appartengono a questi 4 gruppi. Poi i dettagli li trovate anche sul sito dell'istituto, dove appunto abbiamo pubblicato questi studi. Gruppi che vengono identificati con la lettera B, B1, B1.1, B1.5 e sono gruppi di virus che hanno avuto un'evoluzione molto variegata, nel senso che c'è una diversità nell'ambito di questo gruppo elevata e soprattutto una diversità che è stata generata all'inizio dell'epidemia, anche perché forse una delle pochissime mutazioni che dal mondo scientifico è riconosciuta come in grado di dare un qualcosa in più al virus dal punto di vista dell'infettività è una mutazione che viene identificata con la sigla D614G, che è presente su quella famosa proteina di superficie che garantisce al virus di infettare più velocemente la cellula. E questo infatti è presente in moltissimi virus italiani e veneti, a testimonianza appunto che è una mutazione
ripeto, una delle pochissime su cui il mondo scientifico è d'accordo, che dà al virus una maggiore fitness, si chiama così in termine tecnico, di replicazione, e quindi queste varianti virali hanno più chance di essere identificate. Una diciamo, delle peculiarità dei virus veneti che sono stati studiati, di cui si è parlato prima, è che oltre a questo macrogruppo ci sono alcune sequenze della provincia di Padova che appartengono a un gruppo minoritario, un gruppo a cui appartengono virus che sono stati identificati in Italia all'inizio, quello che presumiamo sia l'inizio dell'epidemia italiana, ossia tra gennaio e febbraio, e alcuni virus della provincia di Padova sono molto simili ai primi virus identificati a Wuhan, in particolare sono molto simili ai virus che sono stati poi trovati nei turisti, primi 2 casi italiani ricoverati allo Spallanzani. Quindi diciamo, la conoscenza del genoma, sia per quanto riguarda le caratteristiche strutturali del virus, ossia di quei geni che poi codificano per le proteine che compongono la struttura del virus, ma anche, e che rappresentano la gran parte poi del genoma virale, per quei geni che poi codificano per proteine che non sono presenti nella struttura del virus, quindi le proteine non strutturali, ma che servono al virus per la replicazione, è fondamentale per capire se poi i farmaci che ci sono attualmente o che verranno sviluppati in futuro riescono ancora ad essere efficaci. Oppure, ancora diciamo molto importante, le mutazioni che possono essere trovate, e sempre con l'incrocio dei dati attuali, ma soprattutto i dati futuri, permetteranno di capire se, speriamo, un eventuale vaccino che viene trovato nei prossimi mesi possa ancora essere efficace, perché una parziale protezione dovuta a una mutazione nei punti particolari del virus che stimolano l'immunità immunitaria può essere addirittura dannosa e aumentare la potenza del virus. Quindi siamo solo all'inizio, siamo ovviamente stati i primi a sequenziare in Veneto, sappiamo che ci sono gruppi che hanno iniziato a sequenziare i virus, probabilmente, spero, ci saranno un incremento di queste attività di sequenziamento, quindi è un'attività che noi continueremo a svolgere, proprio perché è importante avere una costanza, anche perché più dati si hanno, più dati si aggiungono e più possibilità si hanno anche di capire alcune cose, non solo della derivazione geografica dei virus, ma anche di quando il virus è insorto in un'area o in una popolazione. Cioè quell'accumulo di mutazioni che noi vediamo e che possiamo avere con ragionevole certezza attribuire ad una certa data di insorgenza del virus può essere possibile solo se si hanno tante sequenze a disposizione, e quindi quella che in gergo viene chiamata molecular clock analysis, cioè quello che è l'evoluzione del virus e la data di insorgenza del virus, può essere possibile solo se si hanno tanti dati a disposizione. Come diceva la dottoressa Ricci, l'interazione di più fattori guida uno di quei famosi driver che in qualche modo guidano l'evoluzione del virus. Quindi anche le misure di contenimento possono condizionare l'evoluzione del virus. Infatti abbiamo visto che prima del lockdown in Veneto le sequenze erano molto eterogenee perché provenivano da soggetti che erano probabilmente stati in altre regioni, in Abruzzo, in Friuli, in Lombardia, nel Lazio. Dopo il lockdown invece questa variabilità si è diversificata, ossia le 2 varianti principali sono diventate minori e si è visto che c'è stata un'evoluzione diversa proprio perché appunto il virus ha lavorato su una popolazione in un ambiente diverso rispetto a prima. Quindi non ho altro da aggiungere se non ribadire il concetto che attualmente, come anche l'OMS ha dichiarato nei giorni scorsi più volte, in mancanza di evidenze scientifiche che possono dare una certezza che il virus sia più attenuato, consideriamo ancora prioritario un atteggiamento prudente e rispettare tutte le misure di contenimento che possono, grazie ad una minor dose infettante, dare delle forme cliniche più blande e casomai anche condizionare in senso positivo l'evoluzione del virus, perché bloccando i malati gravi e impedendogli di trasmettere il virus
è possibile che andiamo a selezionare quelle popolazioni di virus che circolano nelle popolazioni di persone che hanno forme cliniche più blande, che possano prendere il sopravvento e quindi possano in futuro verificarsi quei fenomeni di adattamento, di equilibrio evolutivo che il virus tende ad avere con l'ospite, che non, diciamo, di per sé non vuole uccidere perché altrimenti perderebbe anche la possibilità di diffondersi. Quindi quell'evoluzione positiva di diciamo, equilibrio che si può creare tra l'ospite e il virus in questo senso può essere condizionato anche da queste misure. Grazie dottore, grazie dottoressa. Allora immagino che la materia è molto complessa. Tosato mi aveva già fatto così con il gomito, Emiliano, Vanzan, Parisi e quant'altri verranno. Cominciamo con Tosato. Nel frattempo giustifico il Presidente che ha dovuto salire per la videoconferenza, per queste eterne videoconferenze col Governo, e l'assessore Bottacin che, come sapete, alle 15 è una conferenza stampa dell'1 e sta risalendo. Avanti Tosato. Allora, buongiorno, grazie di questa notizia che riguarda le zanzare, anche perché... Perdonami, nel frattempo vi ho spedito sulla chat lo studio dei dottori presenti. Bella notizia questa delle zanzare, anche perché in questo luogo triste le zanzare non mancano, purtroppo, però ci sono degli aspetti che francamente mi sfuggono. A cominciare da un aspetto. Ci avete detto che il virus non è mutato. Non è mutato in maniera significativa, o meglio, non abbiamo dati per dire che quelle mutazioni, che sono tantissime, abbiano un riflesso sulla patogenesi del virus, sulla gravità della malattia, perché questo si può fare solo se si associano quelle mutazioni ad uno studio clinico su un numero elevato di pazienti e si vede se sono delle costanti che quel tipo di mutazione può essere associato ad una forma clinica più bassa, più lieve, come degli studi sperimentali in vitro o in vivo, in cui si dimostra che quelle varianti danno realmente una malattia. Ma il discorso della dose infettante è estremamente importante, perché qualsiasi virus e qualsiasi studio che poi potete leggere in cui hanno valutato la gravità della malattia sulla dose infettante ci dice, e questo forse è una delle poche estrapolazioni che possiamo fare, che se uno viene infettato con 100 particelle virali avrà un certo tipo di forma, possono morire 100 persone, se vengono infettati con 10 particelle virali la forma può essere molto blanda o non muore nessuno, quindi è un concetto fondamentale che in questo caso, finché non si hanno delle evidenze di quel tipo, come dicevo, studi sia retrospettivi, analizzando quello che è successo nelle cliniche, sia prospettici futuri basati su numeri statisticamente significativi, non possiamo dire che quello che sono le tantissime mutazioni hanno un riflesso diretto sulla gravità della malattia. Quindi le mutazioni ci sono state, però non è, secondo voi non è possibile al momento stabilire se ciò abbia un riflesso sull'attività patogena del virus. Sì, l'unica mutazione, come dicevo prima, è questa della spike protein, questa proteina che aggancia il recettore, dove uno studio che diciamo, ancora non ha passato tutte le fasi di revisione, ma che comunque è stato preso già da altri gruppi seri internazionalmente riconosciuti per appunto la valenza scientifica, si è visto che questa mutazione della spike protein, dicevo la D614G, garantisce al virus di entrare meglio nelle cellule e di prendere meglio il rapporto con il recettore, e quindi la fitness virale è aumentata e la diffusibilità, dove se questa mutazione, i virus con questa mutazione sono entrati nei paesi, nelle aree geografiche, questa mutazione ha fatto sì che questa variante virale con questa mutazione, associata anche delle altre però, è diventata quella prioritaria. Quindi questo ci fa dire che questa mutazione può dare al virus, ma questa mutazione c'è sempre stata e c'è ancora, quindi non possiamo dire che adesso è scomparsa questa mutazione e quindi i virus sono più buoni. Ecco, mi scusi, ma una domanda che facciamo sempre a tutti, insomma, alla luce proprio della sequenziazione che avete compiuto in laboratorio, ci è stato detto in queste settimane se questo virus si comporta come gli altri virus del ceppo influenzale,
come dire, è prevedibile o quantomeno è possibile un ritorno epidemico nella stagione fredda. Se invece, riferisco ciò che è stato detto anche in questa sede, se invece si comporta come la SARS, della quale ci hanno detto condivide l'80% del genoma, allora arriva, fa danni e poi dovrebbe sparire, glielo dico così, alla buona, insomma. La sua valutazione? La valutazione è oggettiva, nel senso che la SARS ci sono stati alcuni migliaia di casi e poi si è estinta. Il SARS-CoV-2 ha dimostrato di avere un potere infettivo molto più alto, tant'è che c'è stata una pandemia che con la SARS non si è verificata. E quindi, come dicevo prima, fare delle estrapolazioni, speculazioni su quello che è successo prima è rischioso, perché ci troviamo di fronte ad un virus che, seppure condivide l'80% del genoma con altri virus, è un virus nuovo dalle caratteristiche molto diverse per tanti punti di vista da altri virus. Basta pensare a quello che può essere poi l'impatto sull'immunità che può creare. Ancora non si hanno dati certi su quello che può essere la durata dell'immunità, su quello che può essere, diciamo, quello che garantisce una protezione immunitaria. Sono studi che sono in corso grazie appunto ai test serologici che si stanno mettendo in piedi, ma attualmente rispondere a queste domande e dire cosa succederà il prossimo inverno è difficile, se non ipotizzare che, come tutte le forme respiratorie, i virus respiratori godono, diciamo, di un ambiente molto più freddo, perché resistono più nell'ambiente, e soprattutto le difese immunitarie a livello dell'apparato respiratorio sono ridotte, perché la bassa temperatura riduce la clearance ciliare e tante altre caratteristiche di immunità innata. Quindi è ovvio che ci si può aspettare, ci si deve aspettare, come tutte le forme respiratorie, una recrudescenza nel prossimo inverno. Panza, Emiliano Parisi. La dottoressa ha detto una cosa che io non ho capito, buongiorno, e cioè, abbi pazienza un secondo, che ad oggi non ci sono state mutazioni per dirci che il virus si è cambiato, sono cambiati i nostri comportamenti, e però un attimo prima aveva detto la carica virale è più bassa, quindi io non ho capito, cioè se lo incontriamo oggi, cioè se il virus ci incontra, ci ammaliamo meno, però ci ammaliamo lo stesso, secondo me è contraddittorio. Provo a ridirlo. Allora, guardando, poi il dottor Terregino mi può ovviamente può chiarire il concetto, cioè guardando il virus oggi, la sua sequenza, noi non abbiamo motivi per dire che il virus sia più buono o più cattivo rispetto al virus che abbiamo tutti visto cosa ha fatto dal 22 febbraio in poi. Okay? Il virus oggi per noi è ugualmente, non è lo stesso, è ugualmente pericoloso, okay? Ha le stesse caratteristiche, cioè noi possiamo oggi dirvi che ci sono delle differenze fra il virus del 22 febbraio e un virus del 1° maggio, perché passando da ospite a ospite il virus cambia, e quindi se noi oggi lo vediamo vi diciamo guarda, queste sono le caratteristiche tipiche dei virus di febbraio o dei virus abruzzesi o dei virus cinesi, e quello di oggi ha delle caratteristiche diverse, quindi i virus sono diversi, le mutazioni ci sono, ma dire che queste mutazioni hanno cambiato l'aggressività del virus in bene o in male non lo possiamo dire noi, e io credo nessun altro. Ma la malattia è cambiata, questo lo vediamo tutti. Perché è cambiata? Perché abbiamo applicato delle misure drastiche di controllo che hanno fatto sì che oggi chi viene a contatto col virus venga a contatto in generale con una quantità di virus molto più bassa. Perché? Perché i malati non girano più nella popolazione. Generalmente il malato è colui che elimina più virus, perché in una persona malata c'è una moltiplicazione intensa del virus e quindi l'eliminazione è maggiore. Se noi non veniamo più a contatto con persone malate, o nel caso in cui venissimo a contatto, queste persone stanno distanti, hanno la mascherina, ovviamente la quantità di virus
con cui noi veniamo a contatto è molto molto più bassa. Questo ha l'effetto che probabilmente non ci infetteremo. Noi possiamo venire a contatto con piccole quantità di virus, ma non vuol dire ammalarsi, non vuol dire neanche infettarsi. Noi possiamo venire a contatto con quantità molto piccole di virus e non neanche infettarci. Oppure potremmo infettarci, vuol dire che il virus comunque entra nel nostro organismo, ma essendo in carica così bassa non ci ammaliamo. Siccome non ci ammaliamo, diventiamo asintomatici, la nostra capacità di eliminazione del virus è comunque ridotta. E in tutta questa catena il virus man mano riduce la sua potenza, ma non perché cambi lui, perché cambia la quantità di virus con cui le persone vengono in contatto. Ma quando lei, dottoressa, dice se torniamo ai comportamenti precedenti è probabile che si possa tornare alla situazione di febbraio e di marzo, vuol dire che se smettiamo di usare le mascherine, se facciamo gli assembramenti, ritorniamo a febbraio? Matematico? Matematico no, non posso certo dirlo, ma è probabile. Cioè, se oggi ci sono, il virus gira, cioè i cartelli del presidente Zaia lo dicono chiaramente, non sono zero, ci sono delle persone positive, ci sono ancora delle persone malate. Se oggi in questa stanza noi avessimo, come capitava, no, prima di parlare, una persona che tossisce, starnutisce, che non ha la mascherina e stessimo vicini, in quel caso io potrei prendermi una forma importante della malattia, potrei infettarmi, diventare di nuovo io infettante e nel giro di qualche mese, come è successo in passato, la malattia potrebbe ritornare. Ma avremo imparato qualcosa in tutto questo? Cioè, io credo che se questa situazione ritornasse oggi, nessuno lascerebbe, no, le persone malate circolare, cioè, vuol dire, prenderemo misure molto prima e quindi io non credo assolutamente che torneremo mai alla situazione di fine febbraio, inizio marzo, perché abbiamo imparato quali misure vanno prese per arginare la circolazione del virus. Quando è che secondo lei finirà? Quando avremo zero contagi, per quanto tempo? Non ne ho assolutamente idea, noi potremmo anche avere zero contagi, ma è una malattia globale, è una pandemia, quindi anche nel momento in cui in Italia o in Europa ci fossero zero contagi, oltre che zero contagi non vuol dire che il virus è sparito. No, vuol dire che in quel momento non ci sono persone che dimostrano la malattia o l'infezione, ma c'è in altre parti del mondo e quindi l'attenzione va mantenuta sempre alta, finché o il virus per un qualche motivo naturale sparisce o ci sarà un vaccino efficace che permette di ridurre l'impatto del virus. Io non vedo alternative. Emiliano. Dottoressa, buongiorno, non è un attacco al suo istituto. Voglio solo capire, conoscendo il cordone importantissimo che l'Italia ha rispetto all'alimentazione e alla sicurezza appunto degli animali e in generale, non passa nulla insomma di solito, conoscendo anche le collaborazioni a livello internazionale dell'istituto, le chiedo semplicemente come sia stato possibile l'arrivo nel nostro paese, perché è l'essere umano il vettore, ma comunque c'è stato anche un lasso di tempo importante per cui insomma riuscire magari a far suonare il campanello d'allarme. Mi può spiegare questo piccolo dettaglio? Invece al dottore, mi perdoni, volevo semplicemente, se è così, una conferma: è l'Italia la più vicina alla realizzazione di un vaccino? So che non è una corsa, so che è importante avere quest'arma di difesa, ma visto come siamo stati trattati inizialmente, additati dal mondo intero, dare una risposta del genere non sarebbe male. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io credo che abbia insita la risposta, nel senso che è vero, l'Italia è un paese che ha una rete capillare di garanzia della sicurezza alimentare e della sanità animale che probabilmente non ha paragoni in altri paesi europei e forse nel mondo. Quindi sicuramente l'introduzione di patogeni attraverso gli animali o gli alimenti può capitare, adesso non voglio dire, no, perché
che i nostri confini siano da questo punto di vista blindati, ma ci sono sicuramente, c'è una rete di controlli molto intensa che riduce molto il rischio di questo tipo di introduzione. Il coronavirus è un patogeno umano ed è sicuramente entrato con lo spostamento di persone, che chiaramente è molto più difficile, direi impossibile, controllare o arginare come si fa con gli alimenti o con gli animali. Cioè, capite bene che i controlli che si fanno rispetto all'importazione di animali o di alimenti non è pensabile nella circolazione libera fra le persone a livello globale. Quindi il coronavirus ha camminato sulle gambe delle persone, non ha camminato con gli alimenti né con gli animali. Ma non si poteva comunque attuare subito i vari isolamenti, quello che è stato fatto dopo, avendo un lasso di tempo comunque per quanto vi riguarda si può riflettere? Capisco che non sono animali. Esatto. No, nel senso che io ovviamente non mi permetterei mai di rispondere in merito alla gestione della malattia nelle persone, non è il mio mestiere. È chiaro che è stato un problema estremamente complicato, però davvero noi ci occupiamo di guardare, cioè della triade che vi ho detto prima, patogeno, ambiente, ospite, noi ci occupiamo del patogeno, ci occupiamo dell'ambiente, ci occupiamo dell'ospite se è animale, non ci occupiamo dell'ospite quando è persona, perché ovviamente ci sono altri enti di ricerca che fanno questo. Alisi e poi Prigioni. C'era la domanda sul vaccino italiano. Brevemente dico solo che ci sono importanti gruppi di ricerca italiani che collaborano in queste cordate che si sono create, perché fortunatamente si sono create dei gruppi forti internazionali che lavorano sullo stesso tipo di vaccino, e ci sono tantissimi gruppi diversi che lavorano su vaccini diversi proprio per accelerare la possibilità di avere qualcosa di efficace. Quindi sono sicuro che sia sul campo dei vaccini sia per quanto riguarda i farmaci o le terapie ci sono tantissimi anche stati finanziamenti per poter mettere a punto questo tipo di sia presidi terapeutici che presidi immunitari, e quindi l'Italia sicuramente avrà un ruolo in primo piano sia per arrivare ad una possibile sviluppo di un vaccino, sia per la fornitura poi successivamente. Grazie dottore. Alisi, Prigioni, Bonet. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere se può spiegare gentilmente nello specifico, nel dettaglio, la questione delle sequenze depositate. Dicevate che sono 50.000 le sequenze depositate in banca dati, e dei 98 gruppi diversi individuati, 4 sono quelli in Veneto, è corretto? In Italia e in Veneto, sì. In Italia e in Veneto, ecco. E poi volevo capire quando avete individuato questa famosa mutazione della spike protein, perché avete detto che ci sono anche dei gruppi di virus identificati a Padova che fanno riferimento ai cinesi iniziali ricoverati allo Spallanzani. Sì, allora chiariamo, noi abbiamo individuato una mutazione che era stata riportata da altri che avevano appunto messo in correlazione questa particolare mutazione di questa proteina che aggancia il recettore, quindi abbiamo sequenziando, questa è l'importanza di sequenziare per capire le caratteristiche genetiche, abbiamo visto che la maggior parte dei virus che appartengono al gruppo più consistente dei virus italiani e veneti aveva questa mutazione, a testimonianza che anche in Italia e in Veneto ha circolato un virus che aveva questa particolarità che gli dava probabilmente una chance in più di diffondersi. Ma in che periodo quindi si fa riferimento? Questo noi abbiamo iniziato a lavorare sui campioni che ci erano arrivati, quindi i campioni che abbiamo sono da marzo a maggio. Quindi abbiamo utilizzato poi i campioni che avevano una carica virale più alta, perché sono quelli che poi, su cui si può lavorare meglio per fare il sequenziamento genomico. Per quanto riguarda il discorso dei virus simili ai virus dei turisti cinesi, voglio chiarire che questo è un dato che ci deriva da quello che è attualmente il numero di sequenze presenti in banca dati. Noi abbiamo visto che questo gruppo minoritario, che è il gruppo B,
mentre gli altri più frequenti sono il gruppo B1, B1.1 e B1.5, questo gruppo ha una serie di sequenze di virus un po' più antichi, diciamo così, sono virus che sono circolati in Italia tra gennaio e febbraio. I virus di alcuni individui di Padova sono simili ai virus, diciamo, trovati nei turisti cinesi poi ricoverati allo Spallanzani. Questo vuol dire tutto, vuol dire niente, nel senso che comunque sono virus che hanno una derivazione probabilmente dalla Cina, ma non possiamo dire con certezza che sono stati diciamo, le persone padovane sono state poi infettate dai virus dai turisti cinesi. Grazie. Buongiorno, siete di quanto la relazione del sottolineato grande sfruttamento del virus e clinica permette oggi di avere a disposizione delle cure, anche se non sono mirate, quindi di poter intervenire nella clinica in tempo perché il virus non si trasformi in un agente così aggressivo e letale. Sì, allora, diciamo che, come dicevo prima, i clinici sono sempre i primi a accorgersi che qualcosa sta cambiando, quindi è ovvio che quello che si vede sul campo precede sempre di qualche mese o addirittura di qualche anno quello che poi sono le caratteristiche genetiche che vengono individuate alla base di quello che è il cambiamento. Attualmente però i passi avanti che sono stati fatti sono passi avanti su quello che è la terapia, fatti sulla base di quello che è stato lo studio della patogenesi del virus, indipendentemente da quello che è la caratteristica del genoma. Quindi attualmente, per rispondere anche un po' alla domanda che si faceva prima, se succederà il disastro che è successo, probabilmente no, perché le misure di contenimento prima di tutto ritarderanno anche l'ingresso delle persone negli ospedali, quindi si avrà più tempo di trattarle nel modo più opportuno, ma soprattutto sono stati individuati già una serie di fattori che il virus è in grado di scatenare, perché uno dei problemi principali, come sapete già bene tutti, non è tanto dovuto alla replicazione del virus, ma è tutta quella tempesta citochinica. Quindi ci sono uno screening che adesso viene fatto negli ospedali per capire se il virus può già dare una forma molto più grave, bloccare in anticipo questo tipo di andamento permette poi di avere meno malati in terapia intensiva e di avere un'evoluzione, quindi è proprio sulla base di quello che sono le evidenze cliniche, gli studi di patogenesi e l'esperienza di tutti i colleghi a livello mondiale che hanno permesso di mettere a punto già dei protocolli terapeutici più efficaci rispetto a quelli che ovviamente si è andati un po' a tentativi all'inizio. Bonnet, e poi mi pare che possiamo... Domanda rapidissima, il virus con gli animali domestici si infettano, lo trasmettono ai padroni? Grazie. Sì, allora noi abbiamo lavorato molto anche con il Ministero e anche con la Regione per sviluppare delle linee guida che ci permettevano di andare a investigare questo aspetto, nel senso che volevamo appunto, visto che noi siamo appunto un istituto veterinario, capire anche quello che poteva essere anche l'evoluzione stessa del virus negli animali qualora si infettino. E ci sono stati casi sporadici di gatti e cani infettati, ci sono alcune specie che si sono rilevate anche più sensibili. Pensiamo, diciamo, in Olanda ci sono stati interi allevamenti di visoni che si sono infettati e questi sono gli unici casi in cui sembra che il visone poi, ma parliamo di allevamenti con grandissime cariche virali, abbia ritrasmesso la malattia ad un assistente. Ma per quanto riguarda invece i cani e i gatti, attualmente loro sono un po' le vittime, non diciamo gli untori, quindi loro prendono eventualmente il virus, ma attualmente non rappresentano un rischio di trasmissione all'uomo, ma sono suscettibili e quindi possono permettere una replicazione del virus nelle prime vie aeree prevalentemente o in maniera asintomatica. Con degli studi di serologia poi capiremo anche meglio qual è il coinvolgimento degli animali in questo senso, perché molte delle famiglie che hanno avuto animali domestici, se mettono a disposizione poi questi animali domestici, possono scoprire che l'animale sia malato in maniera asintomatica, però ecco il rischio attualmente di trasmissione inversa dall'animale all'uomo non c'è. Quindi non mi devo preoccupare del gatto? Assolutamente. No. Caro Bonnet, il povero gatto lo ha infettato ma non ti infetterà. Grazie. Grazie dottori, a domani ragazzi.
Termina dunque la lunga conferenza stampa a Fiume, prima del governatore Zaia che è tornato sulla questione, ha fatto naturalmente il punto sul bollettino di oggi e poi è tornato sulla questione autonomia e delle scintille tra lui e Giorgia Meloni a distanza, e poi appunto avete sentito le parole del dottoressa Ricci, direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie, e del dottor Terregino, virologo, insomma, che hanno anche loro aggiornato la situazione dalle loro ricerche per quanto riguarda il coronavirus, di come sia in qualche modo mutato, anche se probabilmente non è il termine scientifico corretto, e di come insomma si stia comportando nella sua aggressività. Il virus comunque, hanno detto, c'è, continua ad esserci, tutto dipende dai nostri comportamenti, quindi più noi ci proteggiamo con i dispositivi che ormai conosciamo molto bene, e più il virus non ci può attaccare, quindi guai a abbassare la guardia pensando che sia tutto finito, e lo confermano i 4 casi positivi emersi nel bollettino di questa mattina, che fanno proprio vedere in modo concreto come il virus continui ad esserci e continui a palesarsi contagiando le persone. Velocemente, in attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite, sono 192 ricoverati, meno 24 rispetto al bollettino di ieri sera, sempre 11 pazienti di terapia intensiva, numero che resta invariato, 907.000 i tamponi, quindi un numero elevato di tamponi, e 727 in isolamento, meno 14. C'è la pubblicità, allora andiamo subito in pubblicità e poi ci colleghiamo con il nostro ospite via Skype. Tra pochissimo. Rieccoci in diretta, andiamo subito a collegarci con Luigi Susin. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Imprenditore, dirigente di Confartigianato e dirigente di Fratelli d'Italia con la delega alle imprese per la provincia di Treviso. E partirei soprattutto da quest'ultima sua carica per farle subito una domanda. Non so se ha avuto modo di seguire un attimo la conferenza stampa del governatore Zaia, che è tornato su questa polemica a distanza tra lui e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia riguardo all'autonomia e a questo documento che viene richiesto essere sottoscritto per l'alleanza alle regionali sull'autonomia, in una diatriba che si sta creando tra autonomia, su cui spinge il governatore Zaia, e presidenzialismo invece che invoca proprio Giorgia Meloni. Certo, allora in premessa le dico che io sono italiano, prima di essere italiano sono veneto e trevigiano, e quindi le posso dire che per quanto mi riguarda io sono a favore dell'autonomia. Per quanto riguarda la polemica che lei mi chiede, ma non credo sia una polemica, sostanzialmente abbiamo avuto il 98.1 di veneti che hanno votato per l'autonomia, mi sbaglierò di 7-8 persone. Quindi penso che il nostro onorevole coordinatore appunto del Veneto, Luca De Carlo, si sia espresso molto bene ai vostri microfoni, ha detto che appunto non c'è nessun problema, se c'è un testo da sottoscrivere io credo che non ci sia nessun problema, però ripeto, secondo me questi non sono i temi, per me è molto più importante verificare quello che sono le imprese e gli abitanti del Veneto. Sicuramente l'autonomia sarà una cosa che serve alle imprese e ne beneficeranno sicuramente anche i cittadini veneti. Allora veniamo al suo ruolo di imprenditore nonché di membro di Confartigianato, perché insomma preme la ripresa del paese, una ripresa che si annuncia quanto mai difficoltosa. Il Fondo Monetario, ne abbiamo parlato anche questa mattina con l'onorevole Rosato, il Fondo Monetario parla di un PIL in Italia del meno 13% e uno studio di Banca Italia parla di un PIL nel nord-est nei primi 3 mesi, nel primo trimestre del 2020 che si aggira ad un meno 5%, dati che sono molto molto preoccupanti, e chiedo a lei insomma che come imprenditore immagino stia toccando con mano questa difficile ripresa dopo la pandemia. Certo, dobbiamo tenere in considerazione che se andiamo avanti così si rischia di perdere 1 milione di posti di lavoro, non pochi, quindi
Cioè, quando sarà da rinnovare i contratti che sono in scadenza e sicuramente non vengono rinnovati, il problema si porrà molto forte. Quindi questo è il punto. Abbiamo appunto, come dice lei, il 13% di perdita di PIL, un debito pubblico che dal 133% è passato al 166%, quindi abbiamo dei dati in mano molto forti che secondo me vanno presi in considerazione al più presto. E poi una battuta le chiedo, perché purtroppo il tempo a disposizione rischia già di essere ancora più stretto rispetto a quanto speravo. L'ultima battuta che le chiedo è sul turismo. Lei insomma si è detto preoccupato perché insomma siamo in piena estate e il turismo rappresenta una fetta importante del nostro PIL, ma anche qui si fatica ad andare avanti, a riprendersi. Sì, sono molto preoccupato. Il PIL del Veneto appunto è molto importante, il turismo è molto importante, quindi in questo momento qua mi sembra che non venga salvaguardato. A livello centrale stanno pensando di dare paghette elettorali e lo scostamento di bilancio che è stato votato anche dalle minoranze oggi sono ormai soldi spesi. Ma secondo me sono soldi spesi male, perché a mio avviso andavano investiti meglio e per le imprese sostanzialmente. Il bonus di 500 euro non è sufficiente per dare la marcia in più? Guardi, il bonus di 500 euro, 600 euro che sono arrivate alle imprese non sono niente. Tenga conto che io quei soldi là li ho reinvestiti, ho comprato 1000 kg di pasta e l'ho portato in giro per i comuni per così fare un'opera così di bene per chi ha più bisogno di me. Sicuramente l'impresa con 600 euro, pensi solo che quando mi sono arrivati i 600 euro me ne sono arrivati 900 di luce da pagare. Quindi lei capisce bene, io sono dell'idea che quei soldi là, invece di darli alle imprese, se fossero stati dati a tutti quei lavoratori che stanno ancora aspettando la cassa integrazione di aprile, maggio e giugno, sicuramente sarebbero stati più investiti meglio. Grazie soprattutto per essere stato così conciso. Comunque torneremo a collegarci perché ci sono altri temi che vorrei affrontare con lei e quindi torneremo a collegarci con lei nei prossimi giorni. Grazie a Luigi Susine, buon lavoro, buona giornata. E noi ci fermiamo per la pubblicità. Siamo in chiusura, prossimi aggiornamenti alle 17:30, grazie per l'attenzione e a più tardi, arrivederci.